amici bellini. Gli amici bellini. Siete già in parecchi, Ci credo, lo immaginavo. Lo immaginavo, via. Allora, iscrivetevi al canale. Queste cose, sì. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sì. Allora, raccogliamo le idee, perché qua dopo questa partita, dopo questo tipo di partita, non è tanto la scoperta, è come arriva. Si cercano i colpevoli, si deve mettere tutto sulla griglia degli imputati, la famosissima griglia degli imputati, e bisogna trovare i colpevoli. La formazione, Spalletti out, Mario Rui l'arbitro, le sostituzioni, Malquide, e ci sta tutta, tutte le cose sono giuste, tutte le cose sono plausibili. Io però mi voglio concentrare un attimo, e poi ovviamente dai vostri spunti prenderò spunto dai vostri spunti tattici e domande varie, per capire se si poteva fare di più, se si poteva far meglio, se al di là delle difficoltà oggettive che abbiamo incontrato, magari si poteva affrontare diversamente, proprio mentalmente, perché uno non è che è fragile mentalmente, però voglio dire, abbiamo dimostrato un nervosismo clamoroso, veramente un nervosismo pazzesco. E il finale della partita, con Spalletti che si prende l'ammonizione a fine partita, che parla con l'arbitro, che poi ho visto uno del Napoli, insomma non ho capito chi fosse, massaggiatore, insomma qualcuno, t'aspetta vicino a quegli altri, insomma l'abbiamo messa sulla rissa e non ho capito il perché. Quando sei più forte dell'avversario tu devi stare calmo, proprio la calma di cui abbiamo parlato finora, la calma, la pazienza, sapere di poterla ribaltare da un momento all'altro. Arriva il gol del 2-3, capite che arriva, quindi questo ci deve insegnare che con la calma siamo in grado di fare un gol in qualsiasi momento della partita. Quindi se non ci fossimo fatti prendere dal nervosismo, dalla confusione, da quella frenesia, dove poi arrivano un sacco di errori poi individuali, Koulibaly alla fine, il terzo gol nasce da una roba sua, Fabian a centrocampo, insomma, vediamo di parlarne insieme, vediamo di raccogliere i vostri commenti. Facciamo prima un giro di saluti. Gregorio, Trapp, Falco, Diego Maradona, Angelo, Corrado, Antonio, Andrea, Salvatore, Jacopo, Sergio, Sasi, Gennaro. Un giretto di saluti veloce, anche se torno indietro, per esempio c'è Luke, c'è Romolo, c'è Assunta, c'è Sergio, Arianna, Carlo Miele, Giacomo. Mi dovete perdonare ovviamente che ho cominciato in ritardo, ragazzi, ma la partita è durata 560 minuti con i vari recuperi, e quindi poi la reaction. L'importante è che vi siete visti la reaction, perché se non vi vedete la reaction io stacco tutto. Buonasera Pasquale, Mattia, Virgilio, Canzonina, Giovanni, Sir Tom. Le parole di Spalletti, per esempio, adesso voglio che voi me le riportiate. Ciao Christian, Noob, Andrea, Lorenzo, Tony, Massimo Selvaggi. Nervosismo è stato anche per l'avversario. Certo, è chiaro. Mamma mia, veramente io l'ho chiamata partita di calci. Veramente partita di calci. Buonasera per me, buongiorno, buon pomeriggio, sì. Brutta partita, giocata male, ma come hai detto in rissa non vale la pena, che serva da lezione. Sì, e in effetti sì. Calma e sangue freddo. Ciao Giovanni, speriamo che sia solo un incidente di percorso, è chiaro, fragili mentalmente. Questa partita ci ha fatto aprire gli occhi e fatto tornare con i piedi per terra. Ci ricorda che non abbiamo terzino sinistro e un sostituto del destro. Vediamo di che passo siamo fatti. Allora Francesco,
io prendo questo tuo spunto, terzino sinistro, lo sappiamo, guarda caso, capita proprio lì e vabbè. Io mi prendo lo spunto del terzino destro, perché quando io leggo la formazione e vedo che Di Lorenzo ne deve giocare un'altra, vuol dire che Spalletti non si fida di Malquit, non si fida di farlo giocare contro lo Spartak. Abbiamo visto che lo Spartak è veramente poca cosa, veramente una squadra poca roba, che poi dopo con l'uomo in più ci hanno messo un po' in difficoltà, giustamente, hanno giocato sulle fasce perché lì era la nostra problematica, però se Malquit non può giocare titolare, io mi pongo il problema che il problema ce l'abbiamo a destra più che a sinistra, cioè non più, ce l'abbiamo anche a destra, perché è chiaro che non possono rifiatare, non potevano rifiatare tutti, qualcuno doveva rifiatare, qualcuno doveva giocare, l'impianto di squadra non si può cambiare. Però una partita che comincia così bene, con il Napoli che segna all'11° secondo, e poi ci mangiamo pure il 2-0 perché Zielinski si mangia il 2-0, poi succede quel fatto di Mario Rui e perdiamo proprio la testa, abbiamo perso proprio la testa, che è una cosa nuova per quest'anno. Capite quello che a me mi preoccupa? È una cosa nuova. Dallo stesso punto di vista, magari si può prendere spunto da questa cosa qua con l'esperienza di Spalletti, che ne avrà viste tante, e io da lì voglio partire. Dico: Spalletti, sei in grado di far tornare la calma, non cavalcare il nervosismo, perché è cavalcando il nervosismo che poi troviamo gli alibi, ci nervosiamo tutti, facciamo le risse e tra di noi, poi perché ho rivisto, dice no e vai tu, e no e vai chi, c'è meno aiuto in generale, insomma, in totale controllo contro una squadretta di B, e dopo un Napoli che si è fatto buttare dentro come polli, e questi che hanno preso coraggio l'hanno messa sulle mazzate. È vero, proprio così. Quando torna Mertens, io pensavo già potesse tornare, amico mio, però non era, forse, Giuseppe, prendo lo spunto, forse non era questa la partita per far rientrare gente mezza infortunata, tipo Demme, tipo Mertens, perché questi prendevano a calci tutto quello che passava col pallone, e quindi rischi quelli che stai recuperando fisicamente di buttarli in mezzo a una guerra, a una guerriglia, e forse non era il caso. Quindi sotto questo punto di vista ci ripenso e dico bene così. Bene così. Tiribocchi, grande Tirapie. No, mi dovete dire voi di cosa stanno parlando, perché io la TV la spengo. Meglio stasera che a Firenze. Bravo Sallo, ovviamente, ma speriamo che questo poi ci porti a una reazione a Firenze fatta bene, senza che però abbiamo perso delle certezze. Questa è poi la paura mia. Ti ricordi l'anno scorso quando Lezzano sognò dopo vendere? Sì, me la ricordo bene quella partita. Me la ricordo proprio bene. Stasera abbiamo perso tutti, in campo e fuori. È brutto da dire, ma mi piange il cuore, ma il Maradona non è il San Paolo. Pino, e mica dici una cosa... hai ragione. Tra l'altro io non posso, non so l'atmosfera dello stadio, la osservo in TV da lontanissimo e non so nemmeno i volumi della gente, eccetera, eccetera. Ho solo due cose da dire che ho potuto notare: il famoso grido al rinvio del portiere avversario, che non mi piace, e poi ho visto che all'88esimo ho visto gente che si muoveva dagli spalti, tipo che lasciava lo stadio. Questi sono i classici occasionali e non vanno bene. Non sono l'uomo in più, non sono assolutamente l'uomo in più. Lato positivo, Petagna ha dimostrato caratteristiche interessanti. Lato negativo, abbiamo peccato di presunzione. Presunzione non lo so, l'ho vista ogni tanto, sai, mister, un po', sai, Koulibaly, qualcosina l'ha fatta, forse un pochino pure Fabian. Amico mio, AP, la reaction è pronta, è sul canale, quindi la dovresti trovare in testa ai commenti qua, come messaggio bloccato, quindi se clicchi lì puoi andare a vedere la reaction, puoi lasciare un mi piace e puoi tornare subito qui e lasciare un mi piace. Chiedo a Fabio Versatile, buonasera a tutti, ti ribocchiano in telecronaca. Ah, ok, quindi roba di seccia proprio durante la partita. Sembrato il Napoli dell'anno scorso, squilibrato e confusionario, senza chissà. Due colpevoli stasera, Petagna e Spalletti.
Mi fate sapere quanti like abbiamo? Perché comunque sono 300 persone. Non dico 300 like, ma ce ne dovrebbero essere 330, perché c'erano una 37 like preventivi, quindi tra quelli che c'erano 250 like per cominciare, diciamo. Proprio per cominciare. Vedi, lo dice anche Winnie dalla Svizzera di lasciare un like. Fatemi sapere. 180? Pochini. Sono pochini. 215? Meglio. Ma quale presunzione? 6 minuti per 5 sostituzioni. Ma quale presunzione? Ma che cazzo? Ah, ok, queste sono le parole di Spalletti, credo. Vediamo, confermatemelo. Partita che evidenzia la differenza tra avere la panchina lunga e una panchina lunga e di qualità. Ma qui Meret, Petagna e Manolas ormai non idonei. Centrocampo molle, 250 like solo per Mario Rui. Poca concentrazione fin da inizio gara, la formazione tipo non è facilmente modificabile, restare in 10 ha complicato le cose e l'uscita di Insigne ha indebolito la squadra. Tutti erano nervosissimi. Uscita di Insigne che io ho anche accettato, ho apprezzato, diciamo che era inevitabile. Quello che non ho capito, e poi me lo sono spiegato, farlo al 40°, dico, lì uno può pensare oramai mancano 5 minuti, cerca di resistere e poi ti organizzi bene, no? Però Spalletti secondo me è stato bravo a capire che ci sarebbe stato un recupero sostanzioso, aumentato poi dopo da quel fallo su Manolas che ha fatto perdere ancora più tempo, e quindi lì stavamo in grossa difficoltà già e quindi bisognava inserire un terzino. Ovviamente ha inserito Malqui, che è finito prima, insomma, a destra con Di Lorenzo dall'altra parte. Elmas nella zona di Insigne ha senso perché può fare un po' quello e un po' quello. E poi dopo nel secondo tempo finirà anche a destra Di Lorenzo con Malquita a sinistra, insomma non benissimo. Non abbiamo annusato il pericolo, ci dice Francesco. In effetti sì. Nel cambio di Insigne io ci vedo anche riposati, nel senso che cerchiamo di aggiustare questa partita, nel frattempo non inguaiamo anche la prossima, perché io vi dico una cosa, ragazzi, non portando a casa neanche un punto in questa partita, le fatiche si raddoppiano, perché tu torni a casa stanco, che hai cercato di recuperare, non ci sei riuscito, e quindi aumenta la fatica anche psicologica, perché stai scocciato, stai deluso, stai arrabbiato, stai amareggiato. Di Lorenzo ha giocato tutti i 50.000 minuti di nuovo fino alla fine, perché poi alla fine Di Lorenzo mette pure il cross finale per Osimhen, insomma in attacco ha fatto anche qualcosa, in difesa qualcosina l'ha lasciata andare sia a sinistra che a destra, e sinceramente ragazzi noi questa partita la dobbiamo prendere senza fare drammi, però analizzando bene quelli che sono i punti deboli, perché un Napoli che vince 6 partite consecutive e fa anche una bellissima rimonta contro il Leicester, che è una squadra importante, ci sembrava imbattibile, indistruttibile, siamo fortissimi, entrano quelli delle seconde linee, giocano comunque bene, siamo forti, siamo grandi, o scudetto, Napoli-Verona. Fermi tutti, rendiamoci conto dei limiti che per 6 partite consecutive abbiamo nascosto, perché abbiamo overperformato, perché abbiamo giocato bene, perché siamo stati bravi e siamo stati calmi. Però adesso ragioniamo e pensiamo a cosa si può fare in questa stagione quando verranno a mancare quelli, la spina dorsale africana, perché ti verrà a mancare, ti manca Osimhen, ti manca Anghissà, ti mancherà Koulibaly. Oggi hai provato a giocare senza Anghissà, il filtro soffre, è chiaro, in 10 è complicato fare il discorso tattico, magari reggevi, facevi 2-0 con Zielinski e era finita, però col sé è complicata, e quindi Spalletti la deve analizzare molto molto bene.
per non trovarsi impreparato poi dopo. E secondo me, cosa impossibile, a gennaio non dovremmo pensare di star bene come stiamo, e qualcosina bisognerebbe farlo, ma vediamo. Ragioniamo. Vincenzo Giordano, fai il bravo, non dire brutte parole. Noi qua facciamo analisi belline. Le seconde linee si chiamano tali perché entra una partita in corso e non dal primo minuto. Fabian, brutta gara stasera, spero tanto nel recupero di Dem e Lobotka per il centrocampo e preghiamo a Dio che fino a gennaio i terzini reggono. Oltre a Mario Rui, ma nessuno dà un po' di colpo a Zielinski, l'ho appena detto, amico mio, sì, mi ha letto nel pensiero. Non fa niente, devono analizzare e prepararsi per Firenze. Io credo che tutto sia dovuto semplicemente dal fatto che il Napoli si sia innervosito per la loro cattiveria. Credo che lo Spartak sia una squadra forte solo in attacco e ha puntato tutto sul nervoso. Ma forte veramente fino a un certo punto. Io nella copertina della live su cui voi adesso state, io cercavo, ho detto qual è il giocatore più rappresentativo dello Spartak che insomma posso mettere uno e ne metto un altro, e ho dovuto cercare, colpa mia che non li conosco, l'ho trovato l'unico, che è Moses, l'ex Chelsea, l'ex Inter, che insomma è un giocatore che lo spunto ce l'ha e ci ha fatto affettine, ma ce n'era uno, poi dopo il numero 10 ogni tanto, ma poi veramente onestamente poca roba secondo me. Poi Francesco Fucci, ti devi calmare con lo spam, perché prima di tutto lo fai spesso, amico mio, non te lo volevo dire in privato, ma non ne approfitto adesso. Uno dietro all'altro dà fastidio agli altri, non a me, dà fastidio agli altri che si trovano ogni 3 parole la cosa così. Te l'ho letto già, calmati con lo spam, se no poi pure i moderatori devono intervenire. Oggi impariamo una lezione: se gli altri godono della nostra sconfitta significa che ci temono e che il nostro essere primi gli sta scomodo. Volevo la squadra sotto la curva nonostante la sconfitta. Il finale io ovviamente non lo posso vedere perché devo staccare, devo fare l'editing della reaction. Gli altri godono della nostra sconfitta, amico mio, sarà sempre così, veramente sempre così. Io mi avvantaggio, Spalletti out. Ovviamente si scherza, l'atteggiamento finale mi è piaciuto perché siamo riusciti a fare il secondo gol, cosa che con Gattuso non avremmo fatto. Il finale di questo commento non ha alcun senso, Giacomo. Insisto, voi insistete con questa cosa. L'anno scorso queste partite non le avremmo vinte. Devo prendere l'esempio. Questa è una di quelle partite che abbiamo perso l'anno scorso e che perdeva. Allora questo non era l'anno che con Spalletti quelle partite dell'anno scorso con Gattuso non avevamo vinto, l'abbiamo persa, ci siamo innervositi, il mister ha comunicato nervosismo, dicevamo questo di Gattuso, il mister comunica nervosismo in campo, l'avete visto come stavano nervosi i giocatori del Napoli? C'era Spalletti in panchina, calmissimo, con la testa abbassata come al solito. La vogliamo finire di guardare indietro a Gattuso? L'anno scorso non l'avremmo fatto, ma che ne sai? L'anno scorso magari Zielinski sotto punta e quel gol lo faceva il 2-0, non arrivava da dietro, arrivava da 2 centimetri, Zielinski segnava 2-0 per il Napoli, è stato che ne sappiamo? Saliamo di livello, ragazzi, con i commenti, saliamo di livello come ambiente. Questa è un'oasi, il Caffè Napoli 1926 deve essere un'oasi di competenza. Saliamo di commenti, l'anno scorso queste partite non le vinceva. È una frase fatta, giornalistica, che non significa niente. Che ne sai? Che ne sai? Gattuso che poteva essere meno male proprio che non ce lo rivediamo più. Meno male. Basta paragone, ma basta, mi avete proprio scocciato, Sentite? Che lo dicono anche dalla strada. I giocatori dello Spartak erano imbarazzanti, siamo seri, sul primo gol di Emi il portiere ha fatto una papera incredibile. E chi lo dice? E chi nega? E chi nega questa cosa qua? La prima mezz'ora un buon Napoli, anche se un po' imprecisi, poi l'espulsione di Mario Irruento ha complicato le cose. Commento memorabellino di Giorgio Mele. La cosa che mi fa più arrabbiare non è la partita in sé,
ma che oggi dovevano riposare i ragazzi che si sono fatti il mazzo. Oh! Non passa! Che tu bussi, non passi! Il mazzo, e questo è il punto. Lo capite, no? Un culo così. E questa cosa qui, questa è ripresa dalla sconfitta col Benevento, se non sbaglio, eh? Quindi attenzione. Ecco, appena perdi una partita tutto contro, ma avete visto l'arbitro? Io l'ho visto, amico mio, e purtroppo per me è stato uno scandalo. Cioè, io non ho paura di dirlo, non ho problemi a dirlo. Va bene espellere Mario Rui, ci sta l'espulsione di Mario Rui, ma dopo ci sono stati altri 2 interventi molto molto pericolosi a gamba tesa che dovevano ricevere la stessa sorte e dovevi riequilibrare subito. Non puoi permettere, se tu quel cartellino giallo lo tramuti in rosso, che ci sta come decisione, io non contesto quella cosa là, devi mantenere lo stesso metro di giudizio. Invece hai innervosito tutte e 2 le squadre, hai innervosito tutte e 2 le panchine e non hai tenuto bene in campo questa cosa. Andava vicino, se spingi in aria è rigore, se spingi tu invece a Fabian è fallo per l'altro. E lo sappiamo, signor arbitro, avevamo bisogno di te per la spiegazione. Non credo proprio. Io continuo a vedere Elmas che si impegna tantissimo ma senza incidere, gol a parte. Amico, ma che ti aspetti che Elmas ti risolva queste partite? Tra l'altro in una partita così dove ti ritrovi subito con un uomo in meno, io non mi aspetto magie da Elmas. Le magie le deve fare Fabian alzando la testa e mettendo una palla illuminante, le magie le deve fare... Chi altro ci stava? Potevo fare le magie oggi in campo. Diciamoci quello che è. Zielinski deve fare le magie in campo, ma poi è durato poco, perché nel secondo tempo lo abbiamo fatto riposare. Io non me la prendo con Elmas, sinceramente. Allora, avevo letto una unpopular opinion, eccolo qua. Lil Dave, non conviene uscire? Per come si è messa la storia, primi mi sembra improbabile, secondi vai ai 16esimi, più partite, terzi conference che me. Almeno ti concentri sulla Serie A. Guarda, io di principio non voglio mai uscire, rinunciare a competizioni a priori, perché è proprio brutto il concetto. Però che cosa è successo? Che cosa è successo all'Leicester? Giusto per sapere, perché io non ho seguito volontariamente. La Lazio in vantaggio 2-0, il Leicester ha perso contro il Lega Varsavia. Mamma mia. Ragazzi, è tutto aperto, perché stiamo a un punto noi e stanno a 3 punti questi qua, cioè il Lega Varsavia sta a 6 punti. Oh Gesù. Ma che cos'è? Che cos'è questa Europa League? Politano è calato negli ultimi metri rispetto all'anno scorso, meno assist, meno gol, meno occasioni. Diamogli un po' di tempo per tirare le somme dei meno assist, meno gol e meno occasioni, perché abbiamo appena cominciato, Andrea. In queste partite manca un Michu, no, ne abbiamo fin troppi di Michu. Però Politano su Moses è stata proprio una lumaca. Sì. Buonasera Valerio, spero che usciamo presto da questo per concentrarci solo sul campionato. Poi usciamo dal campionato, comunque è difficile perché non è che stiamo solo noi, è che abbiamo perso quello e quello. Non sono di base, non sono d'accordo. Dovevamo partire con qualche titolare in più il primo tempo per fare i cambi all'inizio del secondo tempo. Con Osimhen al posto di Petagna l'avremmo vinta, viste le varie occasioni sprecate. Anche tu con Osimhen al posto di Petagna l'avremmo vinta, che ne sai? Non si ragiona così, voglio col calcio. Non si ragiona così. Io ti posso dire, dovevi togliere, perché è una mia battaglia, dovevi togliere Di Lorenzo e dovevi mettere Malquit subito così, oppure mettevi Malquit subito a sinistra al posto di Mario Rui e non avrebbe fatto il fallo che ne sai? Che ne sappiamo?
col senno di poi la formazione con Osimhen si magna i gol, pure lui, non è che non se li mangia, anzi Petagna comunque nelle sue caratteristiche qualcosa l'ha fatta, è mancato una volta al tiro ma ha ispirato comunque le azioni da gol, entra nelle azioni del primo tempo. Hashtag che ne sai, ma veramente ragionamenti al limite dell'assurdo, ma perché sai perché, Carlo? Perché si cerca una soluzione, perché quando perdi queste partite tu non ti puoi fare capace, io lo capisco il tifoso, non ti puoi fare capace, dice se avesse fatto così sicuramente questo è stato l'errore, individuiamo l'errore, mettiamo questa è la colpa di questo e quindi abbiamo risolto, la prossima volta non si fa più. Purtroppo non è così, anche se individuassimo l'errore vero e proprio, che tu dici un errore evidente, la prossima volta non lo fai, lo può fare quell'altro l'errore evidente, quindi purtroppo il calcio non si può fare, non si può fare. Si è peccato di presunzione, ragazzi, è evidente dall'ingenuità di Manolas, il rosso di Mario Rui, i giocatori l'hanno poi persa mentalmente, capita. La palla è tonda. Inutile pensare di uscire, si migliora giocando le partite difficili, non giocando. Io sono più d'accordo con Max. Cioè, tu queste partite le devi fare. Devi anche prenderla alla batosta e ci devi ragionare, devi fare in modo che. Strano perché proprio. Secondo me. Siamo andati in svantaggio, però era il Venezia. Tu dici, vabbè, il Venezia è scarso, è proprio scarso. Sì, ma il problema è stato che ci è venuto a mancare proprio il giocatore del terzino, perché da lì devi poi rivoluzionare tutto l'assetto della squadra. Quando ti manca Osimhen, tu bene o male non hai il puntero, però sei bello sistemato dietro, in qualche modo con pazienza sei riuscito ad arrivare. Loro non ti attaccavano, perché Venezia non ti attaccava, lo Spartak ha preso mano a mano un pochino di fiducia e di coraggio. Quando ti viene a mancare proprio Mario Rui che stava overperformando, che gli abbiamo fatto tutti i complimenti, che stava andando molto bene, devi spostare a Di Lorenzo di là e devi mettere a Marquit, perdi a Insigne perché poi uno lo devi togliere. E ragazzi, non dimentichiamo cosa significa perdere Insigne per questa squadra. Quando Spalletti lo fa rifiatare e lo sostituisce costantemente nei secondi tempi è proprio per questo, perché è un giocatore che il Napoli fa difficoltà a non avere, si appoggia molto su Insigne il Napoli quando ha poche idee, quando non sa come uscirsene il problema secondo me è stato questo, non siamo usciti poi bene dalla nostra metà campo. Io vedo secondo tempo il gol loro, il gol annullato a Manolas, il gol dello Spartak, il gol di Osimhen, e non vedo tante altre occasioni dove il portiere dello Spartak ha creato tantissimo, cioè ha dovuto parare tantissimo. Capite quello che voglio dire? Quindi anche l'assenza di Insigne si fa sentire quando il Napoli gioca un uomo in meno. Insomma, tosta, veramente tosta. Ma veramente c'è gente che dice meglio uscire, se tu la vinci non solo ti fai più importante in Europa, ma ti danno anche 100 milioni. Non lo so se sono 100 milioni, ma soprattutto prestigio, ma poi vai in Champions League, ma poi giochi la Supercoppa europea. Ma non scherziamo, il problema è che vincerla non è facile, perché devi avere un po' di mazzo anche nei sorteggi, devi arrivare primo, se non secondo, e poi continuare una partita in più. Insomma, non è facile vincerla, ragazzi, però tu la devi onorare. Pensa alla Roma che l'ha onorata e poi comunque è uscita, non l'ha vinta, però l'ha onorata, ha perso dei punti in campionato, però l'ha onorata. Non si può decidere a prescindere. E poi la risposta ce l'ha data Spalletti: io voglio vincere anche nel campetto sotto casa, nel parco, non mi interessa. Quindi se vuoi creare una mentalità vincente, che il Napoli scende sempre per vincere le partite, tutte le partite, non è che l'Europa League la puoi snobbare. Quindi non c'è proprio il problema. 100 milioni, buona proprio. Sì, no, non penso proprio. Perdere non piace a nessuno, ma credo che è meglio stasera che domenica, perché domani Spalletti gli fa sentire i rumori fatti per bene. Speriamo bene, amico mio, speriamo bene. Allora, pensiamo al campionato, ma non dimentichiamoci che a gennaio ci levano. Quello è un problema, amico mio, sì. Quei tre non si sostituiscono. PS, se arriviamo terzi puntiamo a vincere la Conference League. Uno punta sempre a vincere quella là. Puntiamo a vincere l'ingresso in Champions.
Dopo una sconfitta nascono sempre migliaia di allenatori e critiche. Amici, stiamo calmi, si è perso una partita, vedremo la reazione del gruppo a Firenze. Veramente a me questo interessa, perché poi la classifica è corta e vabbè. La classifica di Europa League, il Leghia quanto può durare? Voglio sperare quanto possa durare. Lo Sheriff è a 6 punti, il Leghia è a 6 punti, il Real Madrid ci deve spiegare lo Sheriff e noi dobbiamo spiegare lo Spartak Mosca. Già. Prima o poi la perdi una partita, quindi va bene così. Questo è anche senza ombra di dubbio, Salva, perché proprio statisticamente non è che puoi vincere sempre. Unico fatto oggettivo di questa partita è che Petagna si è ingrassato di nuovo, ha avuto una palla gol e è stato recuperato di 1,5 metri. Poi partita sfortunata. Non lo so a livello proprio, perché io l'ho sempre visto Petagnone e quindi bene o male quelli sono. È chiaro che non ha quella reattività e forse non l'ha mai avuta nemmeno in tempo di forma proprio perfetta, forma alla Lobotka, diciamo. Non lo so, però è chiaro che lì, in quell'occasione lì, io ho gridato, se vedete la reaction, ho gridato, e quando la reattività delle gambe, l'hai fatto il movimento buono, il controllo era pure buono, ti è mancato proprio la botta, l'elastico, no? Che la gamba deve partire da sola per tirare, e si è fatto recuperare. Strano aver tolto Insigne proprio perché aiuto molto in difesa, soprattutto perché non avevamo un giocatore di ruolo come terzino. Paolo, secondo me, ti ripeto, è stata più una scelta di farlo riposare per la prossima. Sono d'accordo con Spalletti, ADL la pensa diversamente. Tu dici il fatto dell'Europa, purtroppo questo è vero, l'ha dichiarato più volte, non aiuta. Che state dicendo? In più i ragazzi ci sono comunque 12 punti in mezzo e abbiamo giocato per un'ora una partita in 10. È giusto giocare queste partite per certi versi meglio che abbiamo perso adesso. Forza sempre Napoli, o forza Napoli sempre, Vincenzo. Ecco il peso di Insigne, spero lo si capisca una volta e per tutte, senza dubbio. Leicester che oggi ha perso 1-0, Legia e Spartak prima e seconda. Comunque sarò strano, ma non mi sento di fare una tragedia, ma è giusto un mea culpa, sì. Dobbiamo scendere in campo proprio come fece la scorsa stagione la Fiorentina contro di noi, che non si giocava nulla, e fargliene 4. E non è successo niente, c'è stato un collaboratore, queste penso siano parole di Spalletti perché sono tra virgolette, c'è stato un collaboratore del tecnico dello Spartak che ci faceva versi e ci prendeva in giro dalla panchina, per cui sono andato a dirgli che così non si fa. Vabbè. È triste, sta sempre qua, tu sei diventato un fan, sei diventato proprio un fan, tu qua vuoi stare, vabbè. Comunque c'è poco da ragionare sulla partita, è stata completamente condizionata dall'espulsione, quindi mi aspetto le sue scuse ai compagni. Ci sta. Sono usciti dalle settelle, finalmente i finti tifosi possono sfogare tutto il loro odio. Vale il ragionamento sulla differenza tra Osimhen e Petagna è veritiera, Petagna è poca roba, ma è chiaro ragazzi, Luke, è normale, è normale. È normale, il problema è che ad un certo punto devi farli riposare qualcuno, e se tu Petagna lo tieni sempre in banchina, lo fai entrare sempre in pochi minuti, lo distruggi anche. Allora io avevo apprezzato che Spalletti stava cercando di tenere il gruppo bello sul pezzo, perché Osimhen ti verrà a mancare, allora quando devi sperare che ti sta bene Mertens, altrimenti perdi quello e quello. Sono discorsi che dobbiamo tenere presenti. È chiaro, la differenza tra Osimhen e Petagna è abissale, ma non tanto per il valore proprio dei giocatori, proprio per caratteristiche. È ovvio. È ovvio. Io se andate a guardare la mia probabile formazione, io Osimhen l'ho messo in campo. Io avevo messo in campo anche Anghissà, io avevo fatto riposare Di Lorenzo, avevo fatto riposare Rachmani, avevo messo Meret, lo capisco, e avevo messo, mi pare, Lozano al posto di Politano, e quindi non li facevo riposare tutti. Una telefonata, vediamo un po' di che si tratta. No, non siamo interessati, no. I don't care. I don't care. Yeah, please don't call anymore. Yeah. Thank you. Thank you very much. Have a good day. Ok.
Sì, quindi la differenza c'è tutta. Tutto il secondo tempo insultato dalla panchina, Spalletti ha poi sbottato. Forza Napoli sempre. Sergio. Ciao sempre Forza Napoli. José Giuffrida. Voglio vedere se riusciamo a mettere Mertens a posto quando il nigeriano deve riposare. Speriamo che stia bene. Mancano 100 like. Amici Mellini, sicuro che avete messo tutte e 100 o sono 100 lurcatori? Dai, vediamo. Bevo. Bene, Fabio, già fa così. Prossima volta che mi chiama, che poi non volevano vendere, ma sono le classiche cose scam. Lozano giocherà con la Fiorentina dal primo, ecco perché oggi è entrato nel secondo. Politano sottotono rispetto alla scorsa stagione. Quel fenomeno dell'arbitro stava dando un rigore assurdo, poi quando è stato... pure il rigore, figuriamoci. Vabbè che dal vivo sembrava anche a me, Anche quello l'ho notata, la sostituzione, esci lateralmente al 40esimo, usciva, è veramente, hai ragione Giorgio, fai bene a ricordarmelo perché è sembrato un atteggiamento veramente indisponente, quello dell'arbitro. Ma fatti i cazzo tu, su Ascend, ma non sto perdendo tempo, assolutamente, che faccio, perdere tempo che stiamo in me... No, non si può perdere tempo nel primo, non scherziamo. Commento tecnico da zona scandaloso, ti ribocchi di dico, Forza Napoli al di là del risultato. In un calcio così esasperato l'inferiorità numerica pesa come un macigno. Con l'Empoli figurati con lo Spartak. Con l'Empoli? Con la Fiorentina attenzione al gigante Vlahovic, non cadiamo nella trappola mentale, dobbiamo stare molto attenti. Un bel bicchiere di vino ci sta tutto, Amelie, ma io ti devo dire la verità, io stasera mi vado a fare una pizza da un amico che veramente si è fatto portare il forno. E quindi vediamo così, vado a comprare i friarielli, ci facciamo una pizza e ci facciamo come Santo Lazzaro stasera, non c'è proprio dubbio. Ma lo lasci a terra e non va bene, serve pure il suo contributo, perderemo Koulibaly per la Coppa d'Africa. Sì, ecco il like Valerio, chi ha vinto la maglietta? Amico mio, l'ha vinta Salvatore e tra l'altro mi sono dimenticato di prepararla, ma gli è anche arrivata subito, me l'ha mandata, la vedete, è bellissima, dietro se l'è fatta personalizzare a piacer suo e questo è il mio piacere. Il merchandising di Valerio Fluido lo trovate su fluido.net e lo store italiano valeriofluido.opolix.com dove ci sono prodotti diversi e mi fa anche piacere supportare un'azienda che è a Napoli e quindi mi fa piacere. Tutti cagati per domenica, conosciamo i nostri problemi e in effetti Ottavio, questa sconfitta getta delle ombre, ecco, quelli bravi dicono così, getta delle ombre sulla tranquillità e sulla serenità che questa squadra ci aveva dimostrato. Fate cazzo, è vero, mi pare di sì, mi pare proprio che l'ha detto. Insigne. Arrivano i like più dei lanci per Osimhen. Buona pizza sicuramente, bella la pizza con la birra, vai Angela, infatti sì, mo vediamo una birretta, penso che ci sta tutta. 350 like, possiamo fare di più, grazie, siete troppo bellini, un TBB a Gabbe ci sta perché vuole diventare famoso, voi dategli affetto, che poi aveva pure segnato, Maronnami veramente, che peccato, un millimetro là. E poi non le tirano le linee, mi voglio fidare, vediamo come si reagisce. Il fatto che Mertens non sia entrato mi fa pensare che non è ancora in forma e a me fa pensare, l'ho detto già amico mio, che secondo me questa era una partita di calci e quelli che stanno mezzo e mezzo nella partita di calci rischi di affondarli. Mertens viene da un'operazione alla spalla, una caviglia sempre malconcia, non si può fare, non si poteva fare stasera. Anche se era pronto, anche se fosse stato pronto, secondo me stasera
Non era la partita per lui. Ultime notizie. Oggi il pranzo tra ADL e Pisacane ha portato a cifre e forse a questo accordo definitivo. Si parla di 4,7 milioni per 4 anni, diritti d'immagine al 50%, 100 like e troppi bellini. Sta volando la lingua in curva. Io poi volessi sapere, Fabio, io lo so che tu hai le tue fonti e quindi arrivi sempre con notizie precise. Ma Steven così, se vuoi cameriere al pranzo che diceva... ha detto 4,7 milioni, sono dovuto farlo sapere a quell'altro che venditi la notizia di 4 anni, diritti d'immagine, si va così o cameriere. Diceva sì, una frittura mista. Cosa ne penso? Napoli sono è che si era a perdere prima o poi, che si è giocato a calci e che in 10 uomini è tosta e che con Insigne, senza Insigne è ancora più tosta e che siamo stati troppo nervosi. Bisogna ragionare partita dopo partita. Secondo me abbiamo pensato alla gara di domenica ed è sbagliato. Se giochiamo con la testa altrove andiamo in difficoltà. Parole di Koulibaly e Dazon. Se giochiamo con la testa altrove, quindi hanno giocato con la testa altrove, prendo le cuffiette, sapete perché? Ve lo spiego subito. Perché ci possiamo far dare una mano nell'analisi di questa sconfitta dall'amico Guido Gentile. Buonasera nemici bellini. Mettiamoli in testa. Scusate amiche belline che vi saluto per secondo. Buonasera amici bellini, buonasera Valerio, buonasera invidiosi. Dissi a tutti voi dopo la scoppola col Benevento in casa, non c'è da preoccuparsi. Oggi ti dico non c'è da preoccuparsi, a meno che non sei un altro tipo di collega, ma avete visto perché il Napoli non vince lo scudetto, non ho bisogno della 12ª giornata per dichiararlo buona pace per Rita, ma non è competitivo per lo scudetto. Spero di non sentire le cavolate, no, ma ci conviene uscire dall'Europa League, perché oggi le note sono tutte negative, ma non per quel brutto comportamento di essere immediatamente pessimisti quando si perde una partita e esaltarsi per una vittoria. I mali vengono da lontano, perché a questo punto ci devono spiegare Napoli-Verona. Iniziamo da subito. Lo spettacolo del San Paolo, io te l'ho detto, è meglio che oggi non vengo, prenderai migliaia di dislike, è uno spettacolo indecoroso. Il pubblico napoletano, e io sono cresciuto in quel pubblico, veramente era una famiglia, una leggenda, non merita l'Europa, neanche la terza coppa. Ed è giusto che ci mandino arbitri a maltrattarci, perché l'Europa non può continuare a vedere stadi vuoti come solo Napoli. Guardatevi qualunque highlight di qualunque partita, anche l'ultima del girone inutile di una, tutti gli stadi sono sempre stracolmi. De Laurentiis ha voluto i sediolini multicolor, perché così nelle riprese televisive nella sua testa non si vede ancora di più che lo stadio è vuoto. Lo so che ci possono essere 27.500 spettatori, ma non arrivavamo manco lontanamente a questa cifra. Anche domenica avevano 17.800 spettatori. Si sentivano solo i cori della russa, però proprio per dire, non è, dice anche tu stai facendo il disfattista. Potrei citarti qualunque partita. Napoli AEK 16.560 spettatori, Napoli PSV 9.434 paganti, Napoli Sparta Praga 14.933 paganti, Napoli Young Boys 12.283 paganti, Napoli Slavia Bratislava 6.490 paganti, Napoli Trasport 14.410 paganti, Dinamo Mosca 17.727 paganti, il Wolfsburg, che era un quarto di finale, 27.262 paganti,
Dnipro, che era una semifinale, 41.095 paganti, Bruges 13.043 paganti, e poi 18.400, 7.922 paganti, Villarreal, che era l'eliminazione, diventa 23.928 paganti. Non ve li cito tutti perché sono tutti segnati, perché sono mortificanti. E non si va allo stadio solo perché c'è il Real, perché è diventato un tifo autoreferenziale, cozzaro, solo per gridare Champions. Cioè, noi non siamo da Champions, non è la società, ma prima ancora non è il pubblico. Mi spiace, è giusto dirlo, e parlo un innamorato, una persona che si deve fare 350 km per andare allo stadio, e si li fa, adesso che ci hanno riaperto, si li fa. Napoli-Zurigo, 17.579 paganti. Napoli-Manchester City, Champions, 44.483 paganti. Famoso Napoli-Liverpool, 38.878 paganti. Però citiamo sempre il Napoli-Real Madrid di 56.695 paganti. Perché? Perché più che vai per farti la foto che il Napoli-Real Madrid. No, si va sempre allo stadio. Il Napoli ha meritato di perdere, perché gli dei del calcio, citazione colta di Spalletti, puniscono i presuntuosi. Voglio sperare che i tifosi, gli amici e le amiche belline che metto per seconda per galanteria non hanno incominciato Mario Rui. Il Napoli è stato presuntuoso, ha giochicchiato sotto ritmo e ha preso un'espulsione che molto probabilmente non c'era, la generosa, perché comunque ha chiuso il piede, ma anche quell'espressione è figlia di un atteggiamento molle, superficiale, che abbiamo già visto la partita casalinga adesso col Cagliari, tutti quei passaggi, tacchetti che ha fatto spesso anche Koulibaly, insieme tutti sulla tre quarti, al limite dell'area di rigore. Allora, dobbiamo dire che il campionato italiano, e mi batto da anni su questo, ma sono una Cassandra, è un campionato mediocre, ma da anni, che ogni anno diventa sempre più mediocre. Non sono mediocri le squadre in Europa, che ogni volta invece abbiamo sentito la tiritera, ma questa squadra è peggio di un Chievo, perché invece il livello in Europa è sempre molto alto. Allora, non vi cito centinaia e centinaia di numeri, però basterebbe vedere le classifiche del Napoli degli ultimi 10 campionati di rendimento e le classifiche del Napoli degli ultimi 10 partecipazioni in Europa sono dimezzate. Cioè il Napoli produce di meno, tira di meno, ma subisce molti più tiri, perché la qualità della gente in Europa sa dare il tuo al pallone. E in Italia hai squadre come l'anno scorso il Genoa, il Verona di... più che dire che cosa è successo al Verona, uno dovrebbe dire ma perché dobbiamo continuare a tenerci queste squadre dove l'unico credo, come il Cagliari di Mazzarri, è non far giocare l'avversario, perdere tempo. Io mi ricordo qualche anno fa, con Ancelotti, un Cagliari-Napoli dove nel secondo tempo contati non si giocarono 5 minuti, poi la segniamo all'ultimo minuto di recupero con punizione di Milik e l'allenatore, che era Maron, si incacchiò per le perdite di tempo, ma era una partita dove sia gli abbonati, che cosa dovevano dire? Non dovete ridarci il biglietto, ci dovete pagare per i 90 minuti di vita che non ci ritorneranno. La vita finisce e poi non è che puoi dire no scusa, ridammi quei 90 minuti che ho buttato. Mi leggevo un giornale, un libro, un fumetto, facevo una passeggiata, mi mangiavo un gelato, dormivo, ma quei 90 minuti. Il campionato è mediocre, è modesto, l'abbiamo visto anche negli ultimi tutte le squadre europee, dove abbiamo una squadra che probabilmente può far bene se esplode, che è la Juventus. E se voi gufate contro la Juve non avete capito nulla di calcio, la Juve è una squadra giovane, forse non è l'allenatore adatto per questi giovani, si deve amalgamare, ma le potenzialità della Juve sono grosse, soprattutto perché si è tolto il peso di Cristiano Ronaldo. Sta partendo da handicap, ma state sicuri che non ci vedrà. Perché la partita di oggi ti ha mostrato tutte quelle che sono le lacune tecniche, caratteriali, e quindi il mago mister, bravissimo, Spalletti, assolutamente non lo crocifissiamo, perché poteva mettere questo giocatore, sì, ma allora quando rifiatano, vi rendete conto che il Napoli è fuori dall'Europa League? Vi rendete conto che il Napoli era 13esimo
con Benitez nel ranking europeo, la Champions vogliamo fare, e poi ci lamentavamo perché con Mazzarri ci capitavano i gironi di ferro perché eravamo in quarta fascia, e per poter scalare il rank devi vincere partite. Adesso il Napoli è 23esimo e verrà scavalcato dopo la prossima giornata dall'Inter e dall'Atalanta, che non compariva nemmeno in questo rank. Pensate quanti passi da gigante sta facendo l'Atalanta. Quindi il Napoli adesso andrà quarta fascia, anche se l'anno prossimo facciamo la Champions, ci capita non un girone di ferro, un girone di titanio, e poi ci dobbiamo sentire le lamentele che ci toglie punti. È meglio uscire. Avanti, amici bellini, con questa mentalità. Ma usciamo perché così ci concentriamo. Vi devo citare le settimane seguenti alle uscite delle nostre coppe con Mazzarri e compagnia bella, che perdemmo 5 punti su 6, però dove adesso abbiamo la settimana tipo. La mentalità vincente si costruisce piano piano cercando di vincere tutto, e non si vince subito tutto perché tu sei il Napoli, ci arrivi con un percorso, ma non dicendo no, ma oggi non contava, è l'alibi dei perdenti. Perché adesso, se tu vuoi provare a recuperare l'Europa League, abbiamo un punto o 1000 punti se consideriamo i decimali come coefficiente. Cioè, se quest'anno facciamo maluccio 3, 4, 5 punti, significa che quei punti te li porti avanti per 5 stagioni. Sono un groppone di 5 stagioni, non è come un campionato che si parte da zero. E quindi noi, siccome gli anni buoni li abbiamo scalati, perché ormai sono indietro nel tempo, abbiamo pochi punti di coefficiente UEFA. Quest'anno abbiamo solo il pareggio, oggi 0 punti con la sconfitta. Quindi se non facciamo un 15-16 punti, o 16.000 secondo sempre se consideriamo a migliaia decimali, significa che l'anno prossimo saremo proprio scarsi. Dobbiamo scartare miseri 10 punti o 10.000 sempre là, però se ne facessimo 16.000, che è un punteggio abbastanza medio diciamo, avremmo più 6 rispetto all'anno quinto che dobbiamo scartare. Ma se noi quest'anno facciamo 4-5 punti, questi 4-5 o 4.005 punti li elimineremo fra 5 stagioni. Quindi ti pesano 5 stagioni, e quei colleghi o giornalisti che poi o tifosi dicono meno male, no, non è meno male, perché una vittoria in Coppa vale 6 volte di più, vale più prestigio. Primo, vale perché ti paga, ogni vittoria ti paga, ogni pareggio ti paga la metà, e ti paga 2 volte perché oltre ai premi diretti in denaro, i premi del pool market vengono calcolati in base al bacino d'utenza, al bacino della televisione, ma anche in base al ranking, in base ai risultati sportivi che rientrano per la seconda volta in gioco. Quindi è il blasone, perché le partite Napoli-Cagliari le vedranno tante persone, ma le partite in Europa le guarda tutto il mondo, e quindi una brutta figura come oggi ha un valore notevole anche per attirare o scoraggiare gli sponsor. Vedi la Roma che ottenne sponsorizzazioni internazionali dopo la semifinale, un bel percorso la semifinale con Barcellona. Noi Champions facciamo queste cose con il Real Madrid, abbiamo messo paura il Real Madrid, ce lo siamo raccontati noi, ma se andavi in Spagna si facevano risate prima di incontrarci e se ne sono fatte dopo. Non è che per 35 minuti le partite durano, oggi 108 è durata la partita, comunque ce ne hanno fatti 6 il Real Madrid, 6, 3 in casa, detto. Quindi li avremmo forse intimoriti per mezz'ora, però alla fine tornammo con 0 punti, 0 euro e 0 punti di coefficiente euro, 2 sconfitte su 2. C'è molto da lavorare, vediamo come reagisce la squadra a Firenze, ma chiudo. Vuoi provare a conquistare questa Europa League per il rotto della cuffia, Napoli è fuori. Noi cominciamo a fare le cose che è lungo, il campionato è lungo, se nel campionato, ve l'ho detto qual è il limite minimo, al di sotto non si può scendere. Il Napoli poteva fare 4 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Il pareggio e la sconfitta li ha già fatti, tra l'altro in casa, deve fare 4 vittorie e non ha mai vinto nella sua storia in Russia. La prossima partita senza terzino sinistro, se gli danno una giornata se non 2, che è il nostro problema, e significa che Spalletti dovrà mettere sempre i titolari che non possono rifiatare, perché
non potrà fare manco un mini turnover. Pensate quanto pesa questa, altro che non pesa niente, quindi pesa anche per il campionato, perché poi tu ti stressi il campionato. Se invece poi dici io l'abbandono e faccio figuracce, voi pensate che quelle figuracce, oggi Koulibaly ha fatto una partita pessima. Per chi si scaglierà contro Maia Rui, ha fatto una partita pessima. Abbiamo visto il Koulibaly che va per il campo, vaga, perde palloni, fa tacchetti inutili, lascia scoperta la difesa, si creano voragini, si perde l'uomo. E non perché colpevolizziamo il ragazzo, perché comunque Koulibaly se ne è fatte tutte, 6 su 6 più 2, ha fatto 8 partite su 8, e sono tante, rischi di poi una partita che hai affrontato male. Di Lorenzo ne ha fatte 8 su 8 e sappiamo Fabian Ruiz 8 su 8, cioè. Però detto quel tiro di Zelinski la sbaglia un sacco di volte, quindi non colpevolizziamo Negano, perché noi stiamo ancora aspettando il gol, cambiare il campionato del Napoli se Zelinski la mette dentro con l'Inter e poi il Napoli perde l'anno dopo di nuovo, cioè. Vedete, io questa settimana sono stato attaccato, il calcio non sono numeri, no, non saranno i numeri, ma tu non li puoi ignorare, soprattutto quando tu li studi dopo una partita e soprattutto quando non è un numero che tu porti al tuo mulino, ma sono 1000 numeri, 10.000 numeri. Allora lì ignorarli diventa o un atto di presunzione o qualcos'altro. Il calcio, l'ho detto, è esercizio del potere, il calcio è anche passione, il calcio è tante cose, è anche diplomazia, sono alleanze, però se una squadra su 100 partite tu vedi che si verificano 101 volte determinate situazioni, qualcosa significherà o no? E Zelinski, che ha un sacco di qualità, lo sappiamo, però per esempio non è un cecchino, è quel tipo a volte anche più vicino, con la palla bassa, come è successo 2 volte su 2 a Milano, l'ha sbagliato, potevi andare sul 2-0, ma il calcio non si fa su potevi. Quello che dobbiamo analizzare è che lui l'ha tirata non di poco alto, altissima. È proprio l'ha tirata altissima, perché il Napoli è una squadra normale con alcuni giocatori un po' più talentuosi di altro, ma non è una squadra di campioni. Nessuno di loro ha vinto lo scudetto, nessuno di loro ha vinto una coppa internazionale, perché le snobbiamo, la Coppa UEFA, la Coppa Campioni, la Supercoppa, e questo percorso lo si rimanda sempre perché siamo il Napoli e quindi non conta mai, no, ma la Coppa Italia non contava una coppetta, la Supercoppa una coppetta, ma è meglio uscire dall'Europa League, perché noi puntiamo al campionato, poi andiamo dietro di molti punti e dobbiamo pensare al campionato successivo, ed è un continuo rimando, come Pierino che promette alla mamma domani studio. Questa è la mia dura considerazione. Vedremo quanto è bravo Spalletti, che poi non dipende solo da lui, perché oggi il Napoli ha perso un sacco di energie mentali. So che si aspettano qui l'arbitro, no, ce lo meritiamo perché De Laurentiis ha detto addirittura quest'anno all'inizio della stagione che la Champions League per lui non è conveniente, non l'Europa League, l'ha proprio snobbata, cioè lui manda dei messaggi che non la vuole giocare, non prenderebbe manco l'albergo, quindi la Champions League costa troppo, ha detto per lui spenderebbe più soldi di quanto guadagna, è vecchia. Quando il Napoli andò in semifinale in Europa League c'è tutto un cerimoniale un po' più largo, più formale per i sorteggi delle semifinali, e il Napoli di tutta risposta a questo formalismo, a questa cerimoniale importante, mandò 0 dirigenti, e quindi poi sul palco dopo il sorteggio delle semifinali c'erano 3 dirigenti delle 3 squadre sorteggiate meno il Napoli, e noi avevamo quei 2 arbitraggi tremendi. Non fai nulla per portare, anzi vai alla guerra con i tifosi hanno un loro codice, soprattutto gli ultra, che io non condivido, perché è un ennesimo codice autoreferenziale dove conta più te stesso o qualcosa che non capisco piuttosto che effettivamente la squadra, e quindi alla fine avrà ragione De Laurentiis se vuole lo stadio manco da 20.000, forse non serve a Napoli uno stadio da 20.000, veramente serve affittare un teatro
No, sono molto amareggiato perché questa cosa hanno detto tipo ti manderò il file Excel, sono 70 partite e vedi che la media è mortificante, però ovviamente se noi prendiamo come sempre succede in queste cose a Napoli, l'eccezione, cioè Napoli-Real Madrid, e quella facciamo diventare la regola del San Paolo, dimenticando dei tanti spettacoli indecorosi con lo stadio semivuoto, eccetera, che non va bene. Fabio ci ricordava col suo messaggio che lui c'era nei 70.000 contro il Cittadella e quindi ci ricordava di un Napoli che ancora faceva 18 anni. E quello è il problema, che è successo? Ci siamo imborghesiti come pubblico, vogliamo solo vincere, se non vinciamo non andiamo a sostenere la squadra, che cosa? Un pochino, poi mi citavano nei commenti i prezzi alti che sicuramente non aiutano, quindi la gente sceglie cosa andare a vedere. Però ci sono, ti ho detto che ho citato dei numeri dove i prezzi non erano alti, tu non puoi avere Napoli PSV 9.434 spettatori. Comunque è una squadra di blasone, una nobile decaduta, ma anche l'anno di Sarri, no? Il famoso champion, ok. Napoli-Benfica, che era la prima del girone, quindi ti indirizzavano. Noi eravamo sorteggiati come seconda fascia grazie a Benitez e la prima, Cinendo di Russo, era il Benfica, la più debole delle 8. Gli spettatori furono 41.281. La seconda partita in casa con il Basic Trust furono già 28.502 e la partita decisiva Napoli Dinamo Kiev che facciamo 0-0 e Sarri disse che non contava perché erano già con la testa, poi vincemmo 1-2 con uno straordinario Mertens subentrato col Benfica e passammo con solo 10 punti come prima, perché è vero che noi siamo usciti con 12 punti con Benitez, però poi la fortuna ci ha ridato con... E poi facemmo Napoli-Real Madrid 56.695 spettatori, però prima, a parte il Benfica 40.000, abbiamo manco sfiorato i 30.000 e sempre champion era. Come me lo aspetto? Napoli-Liverpool di 37.000 spettatori, detto. Quindi Napoli-Stella Rossa sempre c'è 44.000 spettatori, cioè, Napoli-Manchester City che era sempre la Champions, no? E io c'ero in queste partite, quindi c'erano 44.000, ma con lo Shakhtar era Napoli Champions League 10.573 spettatori ed è Champions League. Ma secondo te la UEFA gli fa piacere vedere uno stadio vuoto? Ripeto, vi sfido, provatemi, divertitevi, passate tutta la notte a vedere tutti gli highlights di tutti i gironi e vedete stadi piccoli, grandi, medi, pieni tutte le partite. Noi siamo un'eccezione, significa che non abbiamo instaurato, è colpa di tutti, colpa mia, colpa dei media, colpa di tutti, una cultura dello sport. Ma Valerio diceva, ma perché uno deve vincere? Ma per vincere ci devi prima arrivare a vincere. Noi vogliamo vincere senza il percorso che ti porta a vincere. Vogliamo solo la vittoria. Invito gli amici bellini a fare una riflessione su queste tue parole, perché non è, sto leggendo gente, ragazzi, alzate il livello dei commenti, se no non vi prendo proprio, ci facciamo la trasmissione io e Guido, non me ne fotte proprio, perché noi dobbiamo alzare partendo da qua, dobbiamo alzare il livello dell'ambiente e questo è tutto collegato, il discorso dei tifosi, il discorso della società, perché sì, Mario Rui è stato espulso, il Napoli ha perso e non cambia niente, vinciamo con la Fiorentina, aspettiamo la prossima sconfitta e rifacciamo gli stessi discorsi. Io facevo un ragionamento quando finisce la partita, guardando Spalletti che parla con l'arbitro e c'è stato quel battibecco così, e pensavo, il Napoli dovrebbe mandare uno a parlare e dire ci hanno trattato maluccio oggi con l'arbitro. Mentre pensavo su questa cosa, dicevo il Napoli non lo fa bene in Italia, perché quando lo fa in Italia dice le patate, e quindi non si fa così, si deve fare bene, e pensavo in italiano non lo facciamo bene, siamo in grado di farlo in inglese, cioè di lamentarci e farci capire in inglese. Però aspetta Guido, riprendendo il tuo discorso, se il Napoli dimostra di non tenerci all'Europa League, non può nemmeno poi andare a dire però dovete rispettarci.
E è qui che io mi collego ed è qui che invito alla riflessione gli amici bellini. Quando poi succedono delle cose, è qua che tu dici è colpa nostra per questo motivo. Vai. Sì, infatti ti dico, è una giustissima considerazione e invito tutti i presenti ad alzare il livello e non fare osservazioni Mario Rumo è scarso, sono cose superficiali, semplicistiche, a volte si sfociano oltre che nel volgare, nella banalità più assoluta. De Laurentiis sei contento di dire Platini quando sei tu nella stanzetta da solo a Lione, eccetera? No, tu devi avere il famoso allodi che vi ho detto, che il giorno dopo si fa una bella chiacchierata, che non serve a niente perché ormai, e vi porto un esempio concreto, la partita è andata, tu l'hai pareggiata con un gol con 3 persone di un fuorigioco di 2,5 metri che, come dice quello là, fate presto, non c'è bisogno del VAR, e evidentemente c'era bisogno del VAR perché guardalini, arbitro e quarto ruolo nessuno lo vide. Dov'è l'utilità di una dirigenza? Vedete, già il Milan sta intervenendo, Marotta quanto è potente. E che tu la settimana dopo, nella semifinale di ritorno, mandi il numero 1. Dici, vabbè, il numero 1 c'è una semifinale in Champions League, che poi si fa dopo in realtà. Il numero 2, non sotto il numero 2, il secondo arbitro più forte, il Roma lo mandi. Poi quell'arbitro può pure beccare veramente io dico domenica, lo sapete, metaforicamente, cioè la partita storta, perché poi la posso beccare io, Mario lui, Valerio e tutti qua. Però la cosa importante è che la federazione, la UEFA, perché anche loro non possono fare una figura di schifo come quell'arbitraggio vergognoso, no? Dice, noi il nostro l'abbiamo fatto, abbiamo riparato per quanto possibile l'errore mandando il migliore arbitro in circolazione, o il secondo migliore arbitro. Mandarono uno ancora più scarso. Quella partita ci furono 3 rigori, di cui uno nettissimo, spinta proprio a 2 mani dietro le spalle di Maggio, un mani in aria, un fuorigioco fischiato che non c'è il loro gol è molto discutibile. Quindi la sparatina che fece contenti i colleghi che fate presto, avete visto quanto è bravo là, portò invece nulla, perché portò la designazione di un arbitro ancora più scadente, quello là. E quindi c'è valore. Ma perché? Perché l'Europa League è un fastidio. Allora oggi, dove ci dovremmo arrabbiare, e vi dico, è l'unica nota positiva, e dobbiamo ringraziare gli dei del calcio, che se la prendono con i presuntuosi ci hanno punito, perché non c'è un'espulsione, c'è da dargli 4 giornate a un giocatore dello Sparta. Perché non so come non ha rotto le gambe di Osimhen. A me questa partita a questo punto non interessa, ma che le espelli non espelli. Ma se ti rompe le gambe di Osimhen, gli hai chiuso la stagione e noi abbiamo finito proprio la stagione. E lì l'arbitraggio è scadente. Perché se tu mi espelli Mario Rui, io l'accetto. E qua ho detto il livello va alzato. Io dico, è che la Juve che ha vinto così tanti scudetti. Ok, hai dato quel tipo di rigore a Dybala che ti tuffa, quello è il metro. Allora, hai dato quel tipo di espulsione una volta, 2 volte, 3 volte che quello fa il furbo e invece dà il pestone volontario, si vedeva, qua. E il fallo su Limen che dà espulsione tutta la vita perché gli può far male, quello è un fallo lì là. Però al terzo fallo di ripartenza così tu me lo devi buttare fuori un giocatore. Perché stai controdicendo il tuo metro di giudizio arbitrale. Il tuo stesso metro, è chiaro. E se lo fai una terza volta, anche se a fine partita non valeva più, insomma, qui poi mi fai quell'espulsione perché era doppia ammonizione. Però la cosa grave, e lì io mi preoccupo, che una dirigenza deve chiamare, tu un arbitro del genere non me lo puoi mandare, perché se mi rompi un giocatore, io quel giocatore poi lo riho fra un anno e mi hai inguaiato la stagione. L'arbitro di oggi è stato scadente e non mi interessa, io ho premesso che abbiamo perso meritatamente e gli dei del calcio ci hanno punito giustamente, ma è stato scadente perché ha innervosito la partita, perché ha permesso un gioco che non è nel rugby, cioè perché ha innervosito la panchina, perché mi è sembrato molto vanitoso. Non era un arbitro all'altezza di una competizione internazionale così importante. E lì la dirigenza si dovrebbe far sentire, perché dice come, però non si fa sentire perché anche noi abbiamo i nostri scheletri nell'armadio, perché ha detto voi incominciate
a onorarla questa competizione, portare la gente allo stadio, non lanciare questi messaggi che è un fastidio, che è costosa, che non là, perché non sono messaggi da squadra che merita l'Europa, perché anche la società deve fare un salto di qualità e dire che come ha fatto Spalletti, quando tu indossi la maglia e quindi non stai facendo l'allenamento a Castelvolturno, è una partita ufficiale e quella maglia va onorata impegnandoti al massimo delle tue potenzialità, che non è mettere tutti i titolari, perché pure se metti Petagna, e Petagna oggi si era mosso bene, non è lui da lottava, poi è meno talentuoso di Osimhen. Osimhen oggi è l'unico che salviamo, è sembrato un fulmine, un'ira di Dio, però anche lui si era innervosito ed è stato quello pestone volontario che tra l'altro non è manco stato dato fallo, non l'ammonizione. Poi loro hanno buttato palla fuori, ma se tu vedi il replay, il giocatore fa così, si vede che l'aspetta e glielo dà. Lì attenzione, puoi prenderti una frattura a metacarpo e te ne stai fuori 4 mesi. Meno male che le scarpe hanno retto. Ma il problema è questo, Guido, perché adesso poi passiamo alla domanda di Davide. Il problema è questo, è la partita che nasce, si sta incanalando su questo tema del nervosismo, e uno come Osimhen che già si sta guadagnando a torto o a ragione questa nomea di giocatore che è nervoso eccetera eccetera, un arbitro che non ti chiama un intervento, oppure quando te lo chiama sembra quasi così, Osimhen prima fa che si è fatto male, poi si alza di scatto, reagisce male e lì non hai Insigne vicino che ti calma, perché non è che poi Insigne può fare il babysitter di Osimhen, si creano tutta una serie di presupposti che sul lungo ci possono dare fastidio. Voglio rispondere a questo amico. Fammela leggere così sì, c'è continuità. Guardando il campo, ci riporta sul campo Davide, la partita è stata ovviamente condizionata dall'espulsione, ma il Napoli non ha preso coscienza del fatto che poteva gestire il vantaggio perché era più forte. Allora, il campo ha detto che lo Spartak è stato più forte e ha vinto 3-2 meritatamente, nonostante i falli, mezzucci, dobbiamo accettare. L'espulsione ha cambiato l'inerzia della partita, ma l'espulsione è figlia, l'abbiamo detto, di un atteggiamento, di un gol quando segna al 12° secondo, sì, fortunato, sicuramente veramente tu non hai manco il tempo alcuni ancora non si sono sistemati in campo, di un atteggiamento superficiale e molliccio che già abbiamo visto col Cagliari, ma il Cagliari evidentemente non è, infatti non va in Europa da anni, non equivale a questa squadra russa, perché il livello in Europa, anche delle squadre che uno snobba, ma non io ho detto no, in realtà è buono, perché soprattutto squadre che ogni anno, pur non vincendo... Sì, Guido, ma possiamo parlare di intensità, ma tecnicamente lo Spartak Mosca il Napoli se lo doveva mettere in tasca, con l'atteggiamento, attenzione, non sulla carta solamente, con l'atteggiamento di un Napoli che abbiamo visto che vuole fare la partita come l'ha fatto con il Leicester. Sono d'accordo, però è quello che io vi sto dicendo da 1 anno e mezzo da questa parte, che evidentemente se tu non ti impegni il chievo della situazione non lo batti. Sulla carta, se vogliamo fare i giochini sulla carta, e Zelinski è più forte di quello, il portiere è più forte, anche il secondo, salviamo un paio di giocatori loro, dice solo questi giocatori verrebbero a giocare da noi e manco partirebbero titolari. Probabilmente sì, no. Il calcio è uno sport di squadra. L'altra volta ho detto di 11 giocatori in movimento, adesso con 5 sostituzioni, e tra l'altro lo Spartak Mosca oggi ha avuto un allenatore non all'altezza, perché Spalletti ha fatto le mosse giuste, ha cercato di raddrizzarla, poi solo alla fine è sclerato, perché addirittura sbagliando gli slot non ha potuto fare manco tutte e 5 le sostituzioni, ci ha dato un grosso vantaggio. È un errore veramente marchiano di gestione tecnica della panchina, e vanno dette queste cose, perché poi mettere forze fresche, cioè noi i cambi avevano un po' dato una scossa nel primo tempo, però lo stesso non siamo stati equilibrati, quante ripartenze abbiamo concesso, non siamo stati stretti, siamo stati infilati, abbiamo preso un gol che spesso abbiamo preso, no? quel passaggio da lì, il giocatore che al centro si infila e fa gol sul secondo palo.
Sì, ma poi non abbiamo creato nel secondo tempo. No. Può Questa essere cosa... che la gente Allora, capisca. no, amico Bellino, ma Fammela tu sempre pensa che... leggere, Guido. Fammela sempre leggere, altrimenti perdo il Sì. ritmo. Può essere che la gente Ragazzi, capisca che queste competizioni non le vinceremo mai, almeno non ora sicuro, e pensano al campionato che è più fattibile. Volevo sapere cosa ne pensate. infatti noi su 90 campionati a girone unico ne abbiamo vinti 90, ne abbiamo 22 e una Coppa UEFA, quindi il rapporto è, abbiamo molte meno partecipazioni se vogliamo giocare sulla Di Coppa UEFA. statistica. E sono Esatto. 1-2, non 10-0, 1-2. Su chi i poteri forti, eccetera. Io invece ti direi che è più facile per Napoli, o quantomeno meno impossibile per Napoli, proprio perché non si sconta con certi tipi di ambiente, vincere una competizione europea che non vince lo scudetto. Ti dico che perdere partite così non ti portano a acquisire una consapevolezza, una mentalità vincente, e quindi è molto più facile con queste sconfitte poi generi altre sconfitte. Vediamo la partita di Firenze, il Napoli fa un partitone, vince 0-3 fuori casa, siamo tutti contenti, ha reagito bene, ha rigiocato bene. Vediamo innanzitutto come gioca, ma se il Napoli dovesse fare delle azioni imprecise, di nuovo delle leggerezze in difesa, non scagliatevi con il Napoli perché dice non ti sei impegnato. Sono figlie del fatto che la squadra ha quel livello, vogliamo dire una squadra da 7, da 7,5. L'errore sta nel raccontare questa favola che è una squadra da scudetto, non so per quale ragione, e che dobbiamo vincere lo scudetto, e quindi a ogni sconfitta noi ci raccontiamo che non conta perché dobbiamo vincere lo scudetto. Non capisco io nella logica dello sport. Io vi invito tutti, amici bellini, ad andare a recuperare, se la trovo il link poi lo mando a Valerio, una lezione di Giulio Velasco che racconta che quando lui è diventato allenatore della nazionale italiana di pallavolo, che è una nazionale di serie infima, non aveva mai vinto nulla, come cambiò la mentalità vincente. Ed è una lezione meravigliosa di come effettivamente si costruisce. È vero che poi lui ha avuto la famosa, la trovate pure su Wikipedia, generazione di fenomeni, ma ecco la differenza tra la generazione dei fenomeni e il Napoli. Non è che lui ha vinto immediatamente, è un percorso, poi ha vinto e ha continuato a vincere, e ha anche perso sempre per un punto le Olimpiadi, perché una squadra che vinceva tutto, l'Italia di pallavolo, fu l'unica squadra di uno sport di squadra, scusate la ripetizione, a vincere per 3 volte consecutive un campionato del mondo. E io me lo ricordo ancora, il campionato che vinse in Brasile, al Maracanãinho, c'era il cambio palla, non c'era il sistema di adesso che è molto più veloce, più spettacolare, con degli arbitraggi, soprattutto quando incontrò i palloni di casa, scandalosamente sfavorevoli, ma vinse per il rotto con la cuffia, perché Velasco ti dice una squadra vincente vince contro tua nonna, vince nella partita con i bambini sulla sabbia, bocce, vince là, non trova alibi, però non è che puoi vincere sempre. Poi vinse con Cuba, che all'epoca era un'eria di dio di squadra, in finale, e fu la squadra che vinse 3 campionati del mondo di seguito, vinse gli europei, i giochi del Mediterraneo, c'era la World League, vinse tutto, però poi fu eliminato una volta ai quarti, una volta ai semifinali, una volta in finale, sempre dalla maledetta Olanda, addirittura all'ultimo set 17-15. Però andate a vedere questa lezione, che è importantissima. Quindi l'alibi non conta, lo dici tu che non conta, perché ci stiamo creando un alibi che non conta. Però poi il non conta che è Napoli-Verona. È il presupposto, è sempre quello, perché se noi pensiamo di essere invincibili, poi quando arriva non ce la spieghiamo. Sento un po' di incoerenza, il campionato italiano è mediocre, ma il Napoli non deve snobbare l'Europa League perché, poi non finisci, è più in grado di vincere rispetto al campionato, ma... No, probabilmente mi sono spiegato male io. Io ho detto, avete visto a essere molli, un po' gigioni, e ti hai preso 3 gol in casa, perché in realtà le competizioni europee, anche l'Europa League, anche in casa, vedi là, il livello è buono.
non è così scadente quando dice questa squadra non varrebbe il Chievo, si diceva sempre questo esempio, si faceva, non è vero, chi lo dice? Perché il Chievo non ci sta in Europa League, non ci sta in Champions League e queste squadre ci sono. Quindi io ho detto che il campionato italiano è meglio, basta vedere il turno precedente di Champions League, il turno di questo, c'è comunque il Milan a 0 punti. Perché a 0 punti? Perché il Milan è in quarta fascia, quella che capiterebbe al Napoli se l'anno prossimo dovesse andare in Champions League, e quindi è nel girone di ferro, perché in alcuni anni il Milan non è andato in Champions League e aveva 0 punti di coefficiente, e per riprenderlo ti devi mettere a fare vittorie. Io non dico che la deve vincere, io dico che la mentalità vincente si costruisce partita dopo partita e cercando di vincere più partite. Non le puoi vincere tutte, tant'è vero che non penso proprio che il Napoli quest'anno vinca l'Europa League. Io ho detto sarei contento, l'ho detto l'altra volta a voi, se arrivasse ai quarti, perché per me è l'obiettivo massimo che può raggiungere il Napoli e sarebbe un buon coefficiente UEFA da mettere quest'anno come paletto e ti porti avanti per 5 anni. Questo sarebbe il mio sogno. Poi cammin facendo posso dire no, la squadra dimostra di avere qualità, può rischiare di arrivare in semifinale oppure no, ma era il sogno, ed è il sogno motivato dal fatto che abbiamo bisogno di mettere punti di coefficiente UEFA che a nessun tifoso, nessun giornalista interessa, ma è la base, perché una cosa fare una competizione in seconda fascia dove ti eviti tipo quest'anno il Real Madrid, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, il Liverpool, una cosa farla in quarta fascia dove ti becchi tutta la prima fascia e anche tutta la seconda fascia, figurati in quarta fascia, significa veramente quindi non è incoerenza. Poi ho detto che il campionato italiano è mediocre, mi dite l'ultima squadra che ha vinto la Champions League, l'ho facile, l'Inter del triplete, poi negli ultimi mi dite l'ultima squadra italiana che ha vinto l'Europa League, nessuna da quando c'è questa competizione. L'ultima squadra che ha vinto la Coppa UEFA mi sembra il Parma o l'Inter, eccetera. Quindi la nuova denominazione 0 squadre, quindi non è che lo dice Guido, lo dice, quindi l'Europa League l'Italia non la vuole vincere, non il Napoli. La Champions League l'ha vinta l'Inter e poi siamo scomparsi, quindi evidentemente non abbiamo questo peso vittoria. Poi la Juve ha fatto 2 finali, lo sappiamo, e l'Inter ha fatto una finale perdendola con il Siviglia, che ha vinto la quarta, quinta, la sesta, scusate, specialista. Personalmente rinuncerei volentieri a 20 scudetti se il Napoli fosse capace di vincere in Europa, altro che l'Europa non conta. Ovviamente sottoscrive Guido, ma come se noi 20 scudetti li avessimo a portata di mano, tu dici vabbè rinuncio, mi concedo, comunque non ce l'hai, quindi fare il meglio possibile, questo è il messaggio, fare il meglio possibile sempre, anche giù al parco, come ci ha detto Spalletti. Ma sai perché sottoscrivo? È una giusta osservazione questa, non credo che l'abbia fatta come provocazione, non sto leggendo così, perché sappiamo dove stiamo andando come calcio. Chi vuol capire vuole capire, e quindi in realtà anche una Coppa UEFA, che io vorrei vincere tutta la vita, tutti gli anni, sia chiaro, per dire, ma veramente pesa come peso specifico, molto di più, non di 1, di 5 scudetti. Quindi siccome noi stiamo andando in quella direzione, quando si andrà in quella direzione e quando andremo a fare la conta di quanto valiamo, è vero, noi abbiamo quell'unica Coppa UEFA di Diego, Careca, eccetera, però invece sarebbe stato e sarebbe utile in passato che noi, per esempio, quella di Benitez almeno potevamo giocare quella finale, poi però è un'osservazione che io sottoscrivo, casomai non un a 20, per dire, ma no, il peso specifico di una competizione europea, a parte che la Europa League poi ti fa fare direttamente la Champions League come prima fascia, ti fa fare un'altra coppa che la Supercoppa europea, soldi che altri sponsor, anche finale, altri cerimoniale, quindi è tutto a cascata, quindi ignorare. Sottoscrivo il rapporto, fallo tu 1 a 5, 1 a 6, 1 a 20, ma non è 1 a 1, cioè pesa molto di più. No, questo senza dubbio. Io dicevo semplicemente non ce li abbiamo la possibilità di vendere di vincere 20 scudetti. E aggiungo a chiusura di questo, io che abito in America, quindi la faccio egoisticamente, quando il Napoli fa una bella cosa in Europa, io ricevo il messaggino del mio amico polacco che tifa per il Liverpool.
Oggi il telefono piange, ho ricevuto solo una telefonata di spam. Come mai? Mentre loro si sono divertiti ieri, devo mandare io il messaggino a lui che il Liverpool ha distrutto l'avversario. Comunque, secondo voi come si recupera Manolas in grave crisi di identità? Ma io oggi non l'ho visto malissimo. Per mezza figura non aveva pure fatto un gran gol di testa. Io c'ho i più e i meno, cioè nel senso c'è stato quel momento in cui ha fatto quel retropassaggio che è finito in calcio d'angolo, poi è stato secondo me molto essenziale, cioè la butto dietro, la butto in fallo laterale, proprio per evitare problematiche tra lui e Meret. D'accordo che però quel passaggio è figlio di quell'errore con la Juve, è andato dritto per dritto, ed è figlio che Meret è un portiere che parla poco rispetto 8 in pagella, diamo 8 in pagella. È un falso mito che Gattuso metteva Ospina per i piedi, e anche lì a credici lo metteva perché, e noi l'abbiamo sentito grazie alla pandemia, che è una iattura sia chiaro, però con gli stadi totalmente vuoti, oltre a insultare Gattuso che parlava troppo, no? Noi sentivamo i giocatori, e per chi vuole guardare con serietà, attenzione e onestà le partite, la differenza tra come guidava la difesa, e non solo sui calci d'angoli, ragazzi, ma durante l'azione tra Ospina e Meret era abissale. Tant'è vero che Enrico Fedele, che accusano sempre che è un provocatore, ma lui gioca, ormai si è costruito un personaggio, però lo dobbiamo riconoscere, l'ha detto dal primo giorno e ci aveva ragione, che poi lui, io sapete, non nomino mai colleghi come esempio negativo, quindi in questo caso lo nomino come esempio positivo. Ho questo mio credo, quindi solo giornalisti che hanno portato un grande o addetti ai lavori. Però questo è un suo mantra e aveva ragione. Quando abbiamo potuto sentire letteralmente le partite, abbiamo visto perché Pepe Reina governa la difesa, perché non è un luogo comune quello dei portieri. Cioè proprio durante l'azione ti dicono abbassa, guarda dietro lì, là, ed è molto importante per i giocatori. Chiaramente ormai il portiere deve essere fortissimo tra i pali, forti con i piedi, ma il fatto che i portieri governassero la difesa lo facevano anche prima. Meret a volte è un po' silenzioso, e quindi probabilmente l'insicurezza di queste domeniche, poi non ha fatto delle partite per titolare, non si è sentito chiamare nulla, è arrivato forse anche meglio, ha tirato una bordata sicura fuori e via, ma alla fine sì, hai regalato un angolo che non devi mai regalare, ma non è una colpa gravissima, e l'ho visto abbastanza gladiatorio, sicuramente non svogliato, ed era pure, si è anche proposto per quel gol. Diciamo partita leggermente insufficiente, ma vederlo oggi come crisi, semmai oggi è Koulibaly che è andato più male in difesa, è tornato di nuovo a fare le zingarate. Non vorrei che si ragionasse poi per stereotipi e che uno deve andare addosso, perché a questo punto potremmo dire Mario Rui è l'unico che ci ha messo un po' di dinamismo e intensità, non ha controllato la scivolata, ma a questo punto che devo fare? Lo devo premiare perché si stava impegnando troppo, o lo devo colpevolizzare perché si è impegnato troppo e non ha controllato la scivolata e è stato espulso? Ma lì è arrivato in ritardo, è solo arrivato in ritardo. Sicuramente è arrivato in ritardo, non è che io lo voglio... Là ti devi chiedere se sei arrivato in ritardo perché tanto ci arrivo, perché sono più forte, oppure perché sei leggermente fuori posizione. Sono due, diciamo, cose. Esatto, no, però vedete, uno non deve essere superficiale. Scarse là. Oggi l'atteggiamento, perché è una squadra di 11 elementi, dopo il gol non è stato cannibale, ma non è stato nemmeno, dice ok, però ci mettiamo chiusura a centrocampo, qua ci siamo noi, non si passa, casomai non abbiamo quest'ansia da dover, questa cattiveria da fare il raddoppio, ma non rischiamo nulla, e invece no, abbiamo giocato sotto ritmo.
Che peccato. Ringrazio Mario Cutolo, ci dice questa è una sconfitta al momento giusto, è l'anno del mazzo. Quindi ci vuole riportare un po' di positività dicendo che arriva al momento giusto. Sicuramente questa, Guido, e prendo spunto, poteva essere proprio la giornata della conferma di alcune cose che Gattuso ci ha detto, che Gattuso, parlano sempre di Gattuso e mi è uscito Gattuso, che Spalletti ci ha detto, perché Spalletti ci ha detto col Cagliari dovevamo fare il 3-0, ha ripetuto il 3-0, devi fare così, quindi quando il Napoli va in vantaggio subito, lì, perché l'approccio, no? Cioè pronti via, aggressivi, tutti addosso, facciamo subito gol, lì ti aspetti, hai capito, di andare fino in fondo, e quando poi è venuto meno la parità numerica ci siamo un attimo persi e non abbiamo avuto quella pazienza che invece con Spalletti avevamo avuto finora. Allora, è una domanda, è un'osservazione che invece va valutata secondo me, per quanto chiede aiuto ai dei celesti, e avete visto, se sei presuntuoso i dei del calcio ti puniscono, la valuteremo fin facendo. Di sicuro il percorso in Europa League è veramente ormai appeso a 4 vittorie su 4, punto, niente calcoli, poi fai un altro pareggio, però dobbiamo fare i meschini all'ultima giornata, vediamo se quelli fanno il biscotto. È questo atteggiamento tipico italiano, che poi il biscotto uno solo l'ha subito la famosa Svezia, quello là, poi in realtà molto spesso li abbiamo invocati, invece non parlo del Napoli, tante squadre, e invece non ne hanno fatti mai, soprattutto nelle competizioni europee. Quando il Napoli vinse, diciamo, lo scudetto, uscì con Tolosa, il famoso rigore sbagliato, pallo interno di Maradona. Allora non potete, avete visto? Innanzitutto il Napoli non andava in Europa da molti anni, il Napoli prese Maradona, ma l'anno prima si era salvato per un punto, poi arriva ottavo, quindi non si qualificò per la Coppa UEFA, poi arrivò terzo e quindi fece il suo percorso in Coppa UEFA, fu eliminato dal Tolosa, ma era la prima volta che il Napoli tornava in Europa dopo anni, e questo dovete considerarlo, no? Poi vince lo scudetto, l'anno dopo va in Coppa Campioni, becca al primo turno Real Madrid, riesce, cioè, con l'amaro in bocca. Poi l'anno scellerato dello scudetto molto dubbioso del Milan, e l'anno dopo fa un campionato eccezionale, l'Inter ancora di più, perché fa il campionato dei record, e Napoli vince la Coppa UEFA. Come vedete non la vince il primo anno con Maradona, lo vince anche dopo anni di delusioni, dove non aveva scelto di uscire, anzi furono delle uscite molto amare. Però il Napoli vince quella Coppa UEFA dopo uno scudetto, una Coppa Italia, tra l'altro giocata con 13 vittorie su 13, record inagguagliato di tutta la storia della Coppa Italia. Vinse anche l'ultima partita a Bergamo, calcio di punizione, schema tra Giordano e Maradona, e portò i primi 3 giocatori nei primi 3 posti della classifica dei capocannonieri della Coppa Italia. Mentalità vincente, quindi provare a fare tutte e 3 le competizioni, una si è uscita, la Coppa UEFA, gli altri 2 le ha vinte. Quando vince la Coppa UEFA è figlia di un percorso di giocatori che avevano vinto campionati, avevano vinto tipo mondiali, o erano dei campioni come Careca. Questi giocatori no, e questo mi preoccupa, perché una cosa, se tu sei quel tipo di calciatore e stai facendo un tipo di percorso e di carriera, e quindi è più facile pensare, ipotizzare o anche solo sperare che succedano delle cose. Un'altra cosa è se tu sei Manolas, Lorenzo, Zelischi, cose, cioè, perché poi Zelischi quest'anno in europeo non si è visto, ed è il predestinato secondo Sarri. Vogliamo parlarne dell'europeo di Zelischi? Chi l'ha visto su Rai 3 ancora lo sta cercando, e noi vogliamo molto bene a Zelischi. Allora vogliamo nominarli a 1-1. Adesso Fabian Ruiz non è convocato per le finali di Conference League, meglio, così si riposa. Però che significa? Un errore, è una convocazione politica, quello che vuoi, però non c'è. State sicuro che se Fabian Ruiz era, che dobbiamo dire, Mascherano, Iniesta, eccetera, veniva comunque convocato, perché sono figli di un altro percorso. Quindi è un po' più sfumato l'analisi da fare,
E come dissi, proprio uno dei primi appuntamenti di questa nuova stagione, io questo mazzo e questa fortuna, quello proprio il 5% che non dipende da nessuno, dipende proprio dal caso, il resto me lo voglio chiamare a sé. Avete visto che in queste partite dove il Napoli è stato più compatto, più squadra, anche a volte ha sofferto, a volte molto brillante, nonostante poi abbiamo preso dei pali, però la fortuna è venuta in nostro aiuto. Oggi non è venuto in nostro aiuto, a parte che abbiamo perso meritatamente perché non lo meritavamo. Però, per esempio, noi con la Sampdoria, se Ospina non ci mette la manona in quelle due partite parate, possiamo andare sotto e poi la partita la devi svoltare in una maniera con più faticosa. È chiaro. Angela ci dice: Guido, Vale, a voi è piaciuto Frank? A me personalmente non tanto, ha sbagliato troppi dribbling, il terzo gol è anche colpa sua perché ha perso quella palla in mezzo al campo. Il terzo gol io poi do l'inizio della responsabilità, secondo me va data a Koulibaly, perché mi pare che è lui che parte con quel lancio che viene contrato dall'attaccante e poi dopo insomma succede quello che succede, o mi riferisco al secondo, non lo so. No, ma oggi dobbiamo salvare solo Osimhen. Quello che dobbiamo capire, perché oggi è un bagno di umiltà, ve lo ripeto, noi siamo una buona squadra, nessun sconfitta terapeutica, nessuno disfattismo, retrocessione, battutaccia, ma non siamo una squadra a scudetto, non l'eravamo l'anno scorso, parere rispettabilissimo di colleghi e Simo, però insomma manco secondi siamo arrivati e non lo siamo da quest'anno. Siamo una buona squadra che ha bisogno di giocare in un certo modo e con la massima concentrazione, altrimenti le insidie già sul campo, figuriamoci fuori del campo, sono dietro l'angolo e ci puniscono. Quindi se non ragioniamo con questa mentalità, invertendo le polarità, la vedo dura. E quindi giusto per precisare, Luis Enrique non ha convocato diversi giocatori che hanno preso parte all'Europea, tra cui il nostro Fabian, per fare esordire diversi giovani, che ci sta. È giusto anche ricordare nella tua precisazione che apprezzo che Fabian ha giocato pochissimo durante questo europeo, è entrato per pochi minuti e poi è sparito dai radar, quindi Luis Enrique non è che lo considera un punto di riferimento di questa nazionale, secondo me. Fabian Ruiz fino adesso ha giocato partite meravigliose, no? Non sembra che io voglio bocciare qualcuno. Io sto facendo un altro discorso, probabilmente oggi non mi sto spiegando bene. No, ma questa era solo una precisazione che gli amici bellini vogliono partecipare anche alla precisione del canale. No, quello lo apprezziamo, però ho detto, noi non abbiamo vinto questo europeo, quindi ci troviamo Insigne e Di Lorenzo. Però e Neret, voto 8. Andiamo a vedere dei 25 giocatori in rosa, 25, quanti giocatori hanno vinto uno scudetto in qualunque campionato, quanti giocatori hanno vinto una competizione di club internazionale, quanti giocatori hanno vinto la Coppa Italia. Qualcuno nel Napoli, fatevi i conticini, farà qualcosa. No, poi non è perché sono i numeri, significa che se poi dei giocatori vincono sempre spesso, è chiaro che se tu giochi nel Real Madrid, avete visto che Cristiano Ronaldo è andato nella Juve in 3 anni e non ha vinto manco una competizione internazionale, facile previsione per dire. E quindi se Hamsik, lo scrissi in un articolo, in quegli anni giocava nel Real Madrid, pure Hamsik si sarebbe trovato delle Champions League in salotto, però uno dice perché Hamsik non è stato considerato nel Real Madrid. È sempre complesso analizzare il calcio, non bisogna mai essere unilaterali, così assolutisti. Sì. Nessun dramma, ma dopo Leicester grazie a Leghia si poteva mettere una pietra miliare sulla qualificazione come primo. Capitolo Meret, un portiere deve essere un riferimento per tutto il reparto. E in effetti sono d'accordo su entrambe le considerazioni. Una domanda ad entrambi, ma fino all'espulsione di Mario Rui, che Napoli avete visto? Io il solito dominante e aggressivo con ritmi alti. Mi sembra anche in telecronaca hanno proprio anticipato, detto Napoli non ci sta spiacendo, no, non
Cioè, non era un Napoli disastroso, ma sembrava un Napoli presuntuoso. Questa è stata la mia impressione. Sulla scia del Cagliari, hai detto bene secondo me tu, perché era un Napoli che a un certo punto si piace, e questo è un pericolo che di cui abbiamo parlato dopo la vittoria, quindi non ne stiamo parlando adesso perché Napoli ha perso. Quando il Napoli vince col Cagliari, diciamo, c'è sempre il pericolo poi che il no look, il tacchetto, eccetera, eccetera, e l'ha detto Spalletti, ragazzi, non lo diciamo noi, non lo dice Guido, non lo dico io. L'ha detto Spalletti, ha detto dobbiamo il 3-0 e l'ha ripetuto 2 volte, sia nel post partita del Cagliari, sia nel prepartita dell'Europa League, perché è importante. Ha detto ne abbiamo parlato con la squadra perché bisogna fare il 3-0 e se nemmeno stai sicuro. Una domanda ad entrambi, ma fino all'espulsione, no, questa l'avevo già letta. Mi stavo perdendo Tore Falanga. Buonasera ragazzi, sono appena uscito dallo stadio del West Ham che mi ha divertito più di questo Napoli mollo fin dall'inizio partita. Pessimi il West Ham, e immagino quindi uno stadio strapieno, tutti coi colori della società. Concordo in pieno col pensiero di Raffaele Abbinanti, il vero tifoso sostiene la squadra sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà, che poi stasera grosse difficoltà manco le ho viste. Gilda, no, invece le difficoltà le dobbiamo vedere, proprio per, non dico che le possiamo poi evitare la prossima volta, ma sicuramente se le sottolineiamo non veniamo sorpresi la prossima volta che le vediamo. Il Napoli in inferiorità numerica ovviamente doveva avere delle difficoltà, ci possiamo chiedere se la scelta di togliere Insigne ha pagato oppure no, perché comunque devo prendere il foglio delle occasioni, il gol di Elmas, Petagna il destro fuori che poi era deviato, Petagna che non riesce a tirare, Di Lorenzo sul solito taglio e viene da Mario Rui, questa volta arrivò e viene parato, poi c'è il rosso a Mario Rui, Zielinski che la tira alta, Di Lorenzo che fa il muro, quindi comincia a salire la pressione dello Spartak, poi c'è il giallo solo non rosso dato sull'intervento di Manolas, c'è il rigore contestato a Politano, c'è la parata di Meret, c'è il gol dello Spartak, c'è il gol di Manolas annullato, il giallo dato non rosso su Osimhen, poi c'è l'altro gol dello Spartak e poi c'è il gol di Osimhen. Il Napoli non ha più tirato in porta. C'è da fare una considerazione, amica Bellina, che ed è lì l'esperienza ti aiuta a aver visto tante partite dal vivo di coppe, cioè, che la qualità del gioco è molto molto superiore e quindi ti basta, non so se vi ricordate Napoli-Barcellona di Gattuso, no? Napoli fece un primo tempo scintillante dove veramente mancò il secondo gol, prendemmo un palo. L'unica disattenzione a scalar male a centrocampo, io lo vidi e ho detto ma abbiamo preso gol senza ancora rivedere la fine dell'azione, buon gol, come il famoso Napoli-Real Madrid, dominio assoluto anche lì, tra l'altro stessa porta dietro la curva A, una disattenzione, Butragueño. In Europa non hai bisogno di subire 15 tiri per prendere 2 gol, devi subire 2 e 1 su 2 gol. Allora, se il Napoli in campionato, amica Bellina, c'ha l'11% di realizzazione in negativo, nel senso che la difesa concede solo all'11%, io in Europa non te la dico la percentuale quanto è, perché è tremendamente più alta. È giusto per dire, ogni anno è così, cioè tu vai a vedere le due statistiche, cala quella nell'attacco perché hai meno, cioè cresce moltissimo quella in difesa dove diciamo 1 su 3 gol, perché tiri meglio, te la passi meglio. È chiaro che lo Spartak non è una squadra blasonata, ma più che altro per le copertine, perché poi alla fine i giocatori sanno giocare a pallone, quindi casomai uno non se le ricorda, ma quelle occasioni il 50% sono più pericolose. Tant'è vero che il gol tu puoi dire è stato sfortunato, però l'azione è stata buona, lui ha tirato bene, il tiro non importa, poi Koulibaly lo prende col ginocchio e la devia più angolata, però il tiro non era come quello di Zielinski alle stelle, perché se tu becchi la porta anche noi abbiamo avuto un gol fortunoso, il terzo gol comunque la mettono all'angolino, la qualità è diversa. Nella somma delle coppe vinte dai giocatori il Napoli è quarto o quinto?
Ma rispetto, Francesco, devi contestualizzare un pochino rispetto a chi è quarto o quinto. Solo la Lazio in questi anni ha vinto molte più Coppe Italia e Supercoppe italiane. Comunque poi faremo queste statistiche. Di sicuro non ha giocatori scudettati. Ci sta poco da fare, ragazzi. Quando togli Insigne e manca Mario Rui e quindi Di Lorenzo lo adatti a sinistra, automaticamente pareggiamo, perdiamo. Soluzione: il terzino sinistro. Fausi torna presto. Tra l'altro io aggiungo, e ne abbiamo parlato anche all'inizio, Asia 113, il terzino destro, perché Guido, quando Spalletti non mette Malquid all'inizio oggi, mi comunica un po' di indecisione o di insoddisfazione. E quindi non lo capisco questo post, perché cioè, nel senso è capibile. Quindi dal nostro punto di vista basta togliere Insigne e quindi crolla anche il discorso che siamo da scudetto, secondo molti colleghi, e dice ma come? No, questo Cioè, poi basta togliere 2 giocatori e già andiamo alle ortiche, nel senso. Ma anche aggiungo, quindi, fammi aggiungere, se torna Gulam e gioca tutte Gulam, poi Di Lorenzo non lo fa rifiatare Mario Rui, non le può fare altre 87 partite. Io insisterò fino alla fine, perché Di Lorenzo arriva fino sul fondo e mette la palla buona per Osimhen, però nel gol l'ha sofferto sia a sinistra che a destra. L'hanno saltato sempre. E stiamo parlando, e fatemelo ripetere, lo Spartak per me non è una squadra che, mamma mia, tecnicamente ti mette in difficoltà. L'hanno saltato costantemente con un paio di triangoli. Quindi non per sminuire Di Lorenzo, che si sta facendo un cuore così da 3 stagioni senza rifiatare mai, però forse noi abbiamo sopravvalutato la situazione con Malquit. Abbiamo detto vabbè, questo è via Yusai, dentro Malquit abbiamo migliorato, forse no. Allora aspetta che ti dicono subito. Ma come è espulso Daniele? Io ho visto il giallo. No, ammonito. Di Lorenzo, per darvi, ha 772 minuti già sulle gambe. Sono troppi. Ovvero 567 in campionato e 205 in Europa League. Sono 8 partite, esatto? Sì. Per darvi un'idea, cioè se noi credo moltiplichiamo 90 minuti con una partita di calcio per 8, casa mia dovrebbe fare 720 minuti. Di Lorenzo ne ha 772. Una partita in più. Perché poi i recuperi contano, e tra l'altro prendi gol nei recuperi, no? Cioè lui fra una settimana, fa poco più di una settimana, a parte che poi giocherà le partite nazionali, ha già sfondato i 1000 minuti. Insomma, voi pretendete che questo giocatore faccia 45 partite tutte da 7,5? Anche l'europeo, certo. Infatti l'anno scorso in girone di ritorno ci fu un crollo. Allora, qua ci dicono, l'UEFA riporta espulso Spalletti come se avesse avuto un'ulteriore ammonizione. E controlliamo se adesso sul sito della UEFA. Anche sul sito delle statistiche. Vabbè, se è stato espulso non ci sarà. È stata una partita dove c'hanno la mattanza, è stata... Mamma mia! No, ma l'arbitraggio è stato... per chi si collega adesso, non abbiamo perso per l'arbitraggio, non mi sto facendo il piagnone, l'abbiamo visto già però non è stato all'altezza, perché tu hai fatto incattivire una partita. Sì. La Lazio ha vinto 2-0, che poi la Lazio ha preso quel gol per una papera del portiere, oggi abbiamo preso ammonizione anche Fabian Ruiz, ha preso ammonizione, abbiamo preso Koulibaly, abbiamo 5 ammonizioni abbiamo preso, Manolas l'ha speso un fallo e lì ha rischiato anche, perché insomma però, è proprio volontario. No, io non sono d'accordo, per me oggi non bisognava perdere, l'ho dimostrato, perché
il coefficiente UEFA dura 5 anni e il campionato l'anno dopo si riazzera, perché domenica, ed è veramente domenica, vinciamo 0-3 fuori casa, siamo tutti contenti. Pensa un po', se il Napoli perde domenica, perde il primato e si deve fare 15 giorni con 2 sconfitte consecutive sul gruppone. Perché c'è la sosta. Le sconfitte danno insicurezza. Io ti ho detto, non ho la sfera di cristallo. Ho detto, oggi come oggi sono moderatamente pensieroso per la partita con la Fiorentina. Tra l'altro Comisso ce l'ha promesso, ce lo promettono tutti. Non arrivi bene perché hai perso male, perché la squadra ha portato fragilità e perché comunque è una partita che ti ha tolto tantissime energie, sia fisiche, hai dovuto giocare in 10 più di 70 minuti di fatto, perché hai giocato tutto parte del primo tempo col recupero di 6 minuti e il secondo tempo, quindi 45 minuti più 9, più tantissime energie psicofisiche che sono state tossine perché hai perso. Perché Se quando Napoli, si perde si raddoppiano. se Napoli avesse vinto invece 3-2, ti dava una carica che è vero quella fatica, però quella fatica tu la trasformi in energia. Guido, ma anche il 2-2 in recupero avrebbe aiutato, perché se senti Insigne in conferenza, lui con Leicester parla, noi l'abbiamo vinta con Leicester. Non la fai scappare la Sparta, invece così l'hai fatta scappare. C'è una squadra a 6 punti, può anche crollare, ma quella squadra deve fare un solo pareggio e fa 7 punti. No, Napoli deve vincere 4 partite, cioè è inutile fare calcoli, deve vincere 4 partite, non le vincerà perché sarebbe il record che va a vincere in Russia, manco con Maradona, oppure le vince e lì devi vedere quanto ti costano in termini di punti in campionato dover vincere con tutti i titolari con le 4 partite. Quindi c'è complicata la vita, questo. Senza dubbio, questo senza dubbio. Internos League, Enzo, mi sono appena collegato, non so quale sia stato il tenore della serata, ci tenevo solo a dire che io a volte quasi mi vergogno di questa tifoseria perché ne ho lette già di cotte e di crude. E Enzo, tu non c'eri, ma l'inizio è stato proprio dedicato alla questione San Paolo. Ma Maradona. comunque, adesso non per difendere chi o chi altro, ormai il tenore e il livello di tutti i tifosi di tutte le squadre generalmente, tranne meravigliose eccezioni, si è molto imbastardito, questo dobbiamo dirlo. Ovviamente c'è chi non conosce tutti i siti e tutti i commenti, io me ne frego totalmente, non ho manco la curiosità, ma manco se mi mettono una pistola puntata in faccia andare a vedere nel sito dell'Udinese, della Juve, dell'Inter come si insultano. Quindi questo dobbiamo dirlo, che generalmente è meno interessante e per onestà nemmeno ci sono tifosi del Napoli meravigliosi, tifosi del Napoli molto superficiali. Non è che noi abbiamo, come la famosa questione morale del PD, non è che noi abbiamo la patente che siamo i migliori, cioè, lo siamo stati, perché ecco, questo va detto, non è che il Napoli vinceva negli anni che San Paolo sempre pieno, però era sempre pieno perché comunque il calore in piena quando lottavi per mezza classifica, quando lottavi per non retrocedere, quando pensavi di poter vincere con Vinicius, era pieno a prescindere. Cioè, io mi ricordo di Napoli-Cremonese, non era la partita di campionato, 88.000 persone, Napoli-Ascoli, Napoli era pieno. Concordo con voi due, il rispetto si guadagna, non lo si aspetta. Continuo a pensare che oggi è stata una partita giocata male e basta. Opinione personale, niente tragedie. No, però io ho visto Spalletti che non è, innanzitutto non ha 40 anni, ne ha 63 come, o 62, insomma, 59 mi sembra che Gattuso del 78, 19 anni di differenza. Era molto arrabbiato perché in campo internazionale tu non fai figuracce, prendere 3 gol in casa non va bene. Non era contento se vedete la conferenza stampa, non era contento, non ha creato alibi, chiaro, pure lui perché l'arbitraggio è stato al di sotto di quello che devono essere gli standard europei, ma questo non per il risultato, perché tu devi avere un arbitro
puntuale, preciso, che non cattivisce la partita, che fa giocare a pallone, quindi proprio perché l'Europa vuole sia il rispetto che poi un buono spettacolo. Però era arrabbiato e preoccupato perché sa, da uomo di calcio serio, quali che sono i campanelli di allarme pericolosi. Chiaro. Per ovviare al terzino sinistro, non sarebbe utile tentare una difesa a 3 KK di Lorenzo Manolas? Ti rispondo in un secondo, amico mio. Il Napoli già lavora a 3 in questo modo, con Di Lorenzo più bloccato, molto spesso con Rui che sta più avanti. Qualsiasi giocatore metti sulla fascia sinistra, e non può essere Insigne perché lo costringi poi a chiudere molto, quando giochi a 3 il giocatore di fascia deve farsi tutta la fascia e quindi deve essere per forza un terzino. Se lo fai fare ad Insigne gli togli tutta la rifinitura e quindi diventa una problematica. È una coperta corta il modulo, se lo sposti da una parte lo devi rimettere dall'altra, quindi comunque ti serve un terzino là. Parliamo un po' di calcio, se no ci incattiviamo. È meglio non finire in 10. Banalità. Però in questa prima parte della stagione, se era meglio non togliere un giocatore del Napoli, era o Fabian Ruiz o Mario Rui, visto che l'avranno sicuramente nei tuoi commenti crocifisso, perché il Napoli stava giocando 3+1, in realtà chiamiamolo così, con spesso altissimo, più alto di Insigne. Sì. Lui l'ha anche detto, l'avevamo preparato in modo. In realtà noi abbiamo provato vari modi, perché ha abbassato Elmas, poi abbiamo visto che abbiamo sofferto, no? Lo devo togliere, ho tolto Insigne, metto un terzino di ruolo, ha invertito i terzini, ha abbassato Politano, perché noi dobbiamo pure riconoscere i meriti a Spalletti, che un allenatore di grande esperienza, perché Di Lorenzo era ammonito, ha fatto di tutto, no? Ha detto di cambio fascia perché veniva sempre puntato e rischiava di o fare la seconda ammonizione o lasciare troppo campo per non prendere la seconda ammonizione. Ha invertito con la posizione con Politano, l'ha ricambiata perché Politano non ci faceva più. In realtà oggi abbiamo sofferto la mancanza dell'11° uomo, e abbiamo sofferto anche perché quelli si sono messi a cambiare quello che va fatto bene, il gioco da una parte all'altra del campo, e noi abbiamo fatto quello che non bisogna fare, i lanci lunghi, che con Osimhen invece qualcosa abbiamo ottenuto. Con Petagna ci hanno murato bene, perché ovviamente quando tu sei in inferiorità numerica devi cercare di trovare il modo di non subirle la perdita di quest'uomo, e se lanci lungo e perdi subito palla e loro la riconquistano con facilità e spostano la palla da una parte del campo, un po' come si fa nell'azione della pallanuoto con l'uomo in più per avere quella finestra di porta libera, loro hanno fatto proprio come la pallanuoto. Dobbiamo riconoscere, anche se Valerio ha ragione, ha detto, non è questa grandissima squadra, però quella squadra che a un certo punto con l'uomo in più si è visto che l'allenatore ha detto non andiamo a pareggiarla, andiamo a vincerla, e costantemente Questo sì. hanno lavorato ai fianchi. Però il fatto del terzino li abbiamo provati di tutto, e oggi quello che va detto, probabilmente nessuna soluzione provata è riuscita a tamponare la mancanza di un uomo, perché potevi tamponare all'inizio e non aver bisogno del cambio con Malquit, perché tutta la squadra non era in grande serata. Ci sta. Questa è una bella domanda, poi dopo recupero Virgilio, che ringrazio. Secondo me su questa domanda tu ci puoi togliere un dubbio. Non ho mai capito chi è da Napoli veramente. Chi lo stabilisce chi è un giocatore da Napoli? Io mi diverto nei miei articoli, no? Perché... Che cos'è un giocatore da Napoli? È un giocatore fortissimo, è un giocatore che segna ad ogni tiro, è un giocatore come Zielinski, è da Napoli. Ma Zielinski è il perfetto giocatore da Napoli. Allora, innanzitutto bisogna stabilire che, sapete, quando si parla di un argomento, sarebbe buona norma e buona educazione
sto per dire quello che può sembrare una banalità, conoscerlo quell'argomento. Può sembrare una banalità. La seconda regola, credo che Gianni ha parlato con voi, è che quando si parla di un argomento dobbiamo parlare tutti dello stesso argomento. Allora, se vi fate un giro oggi, domani, settimane prossime, mi scommetto qualunque cifra che non ho e non guadagnerò, che non sarà una settimana, saranno 10 giorni, 8 giorni, comunque prima o poi il Napoli di Vinicio viene citato, perché ho 50 anni, ho detto, viene citato costantemente. Allora, Vinicio è stato non un campione, è stato un leone. È un uomo che è rimasto a vivere a Napoli, un gentiluomo, non si è mai saputo nulla, mai una polemica, anche uno che non va nelle trasmissioni, ha mantenuto un profilo talmente garbato, cioè è una leggenda del Napoli. È stato anche un allenatore che cambiò il sistema di gioco del Napoli, fece giocare a Napoli benissimo, tornato pure allenato il Napoli, la seconda volta non è andato affatto bene. Quindi stiamo parlando di una leggenda. Gradirei che non venisse messo in mezzo, perché il Napoli di Vinicio e il Napoli di Spalletti manco il nome hanno in comune. È cambiato il pallone, cioè non è lo stesso pallone, è cambiato il materiale del pallone, sono cambiate le scarpe, il materiale delle scarpe, è cambiato il materiale delle magliette, e sono cambiate le regole, dei 3 punti, prima erano 2 punti, il retropassaggio al portiere, cambiate le sostituzioni, cambiato tutto nel calcio. Di regole folkloriche. L'unica cosa che non è cambiata nel calcio è le dimensioni del campo, della porta, e che chi fa un gol più dell'avversario vince. Quindi 3 cose rispetto a centinaia di cose, i procuratori, le TV, i commenti, tutto è cambiato. Quindi YouTube, come fai a paragonare una cosa che funzionava, aveva le sue regole con un'altra? Quindi prima non sto svicolando la domanda. Dovremmo chiederci un giocatore del Napoli in assoluto o adesso? Allora in assoluto diventa difficile, perché devi prendere tutti i giocatori del Napoli e non solo Maradona o Sivori o Altafini o Careca, perché poi tu hai avuto anche giocatori che non più si ricordano, bidoni, giocatori che potevano andare meglio, giocatori mediocri, giocatori con buone caratteristiche molto versatili come erano Fusi o Pecchia anni dopo, che quando la Juve, no? Tutte e due, campioni, che poi hai avuto un po' di tutto. E allora tu dici, in questi qua come si colloca Zelinski? In realtà non ha senso, perché tu devi vedere nel Napoli attuale, nelle regole attuali, a 20 squadre, con i allora, chi è un giocatore del Napoli contestualizzato in questo periodo storico. E in questo periodo storico i giocatori del Napoli sono tutti i giocatori del Napoli, perché sono figli di un progetto societario che ha delle sue regole. Non a caso questi giocatori giocano nel Napoli, non a caso un giocatore che non ha fatto la carriera che lui pretendeva come Cavani non era un giocatore che il Napoli poteva continuare a mantenere non 6-7 anni, 4 anni, perché Lavezzi si è riuscito fino al 5º anno, ma veramente a forza. Cavani dopo il 3° anno. Allora Cavani è un giocatore da Napoli o un giocatore da Napoli? Napoli è stato un giocatore del Napoli, ma già Cavani non è un giocatore da Napoli, altrimenti il Napoli avrebbe potuto trattenerlo. Quindi i giocatori, per risponderti, che ha il Napoli sono tutti e 25 giocatori da Napoli. Mi aspetto che determinate persone dicono ma il Quit non è un giocatore da Napoli, ma chi lo stabilisce? Tu. Significa che il giocatore che è in Napoli si può permettere, perché in Napoli non si può permettere il Dani Alves, quando la Juve si è preso a parametro zero dal Barcellona, che poi l'anno dopo andò a Paris Saint-Germain. Il Napoli quel giocatore a parametro zero non se lo poteva permettere, era un giocatore della Juve, perché altrimenti il Napoli si poteva permettere un altro giocatore al posto di Lorenzo, un altro giocatore al posto di Malquit. Quindi sono giocatori, dal mio punto di vista, invece sono molto più buono io con la situazione. Sono tutti giocatori da Napoli, perché sono giocatori figli di un progetto calcistico societario. Poi se li vogliamo paragonare a altre squadre o altre Napoli del passato possiamo farlo, ma diventano esercizi di stile stucchevoli che secondo me non hanno basi né teoriche né scientifiche né economiche né calcistiche.
È così, cioè tu devi accettare quelli che hanno, perché poi puoi dire il Napoli ha quasi sfiorato l'acquisto, però non l'ha preso, cioè adesso la rosa è questa 25, quello che devi valutare è come questi giocatori giocano. Le prime 6 giornate hanno giocato bene, pure soffrendo, e quindi erano da Napoli. Ma dobbiamo sempre accettare il fatto che sono giocatori 6, 7, cioè non sono giocatori che ti porteranno a vincere, altrimenti stavano, cioè se Politano era buono, l'Inter se lo teneva. Il passaggio, Guido, fatti interrompere, il passaggio secondo me fondamentale è proprio questo. Il giocatore da Napoli lo vedi a fine stagione, cioè lo puoi giudicare a fine stagione quando è finita l'ultima partita, perché Koulibaly, che abbiamo visto nelle prime 6 partite, non è un giocatore da Napoli, è un giocatore da Bayern di Monaco, da Real Madrid, da Manchester United, da Barcellona. Ovviamente il giocatore che abbiamo visto oggi è molto meno, no? Quindi non basta la valutazione assoluta, perché altrimenti Koulibaly non è da Napoli, è oltre la valutazione assoluta. Poi ci sono le prestazioni e c'è la stagione, quanto ha performato bene nella stagione, perché Mario Rui nelle prime 6 partite ha dimostrato di essere ben più che da Napoli, era da Milan, da Inter. Leggi la domanda, perché mi piace molto questa domanda. Questa è bella, Virgilio l'ha scritta bene. Buonasera signor Gentile, complimenti per le sue ispirazioni. Se permette la domanda, poi gentilissimo lui dalla Germania, secondo lei esiste la paura di vincere? Che bella domanda. Ci fu un Flashing Method, che è una delle 4 prove del Grande Slam, è quella che si gioca a casa di Valerio, no? A New York, nello stadio di tennis più capiente, enorme, manco il Chievo ha uno stadio così grande di calcio. Mi ricordo un anno, era l'anno fortissimo, c'era Becker annullò addirittura i match point a uno che si chiama Rostagno. Non avevamo mai visto in quella stagione Becker così alle corde, ma nel tennis si chiama braccetto. Match point, non un set point. Porca miseria se non c'è la paura di vincere. È tutta lì la grandezza, poi i grandi campioni, i giocatori che non arrivano di essere, perché il campione non è il fuoriclasse. Secondo me sbagliano, dice, quello è un fuoriclasse. Maradona era un campione, neanche oltre un fuoriclasse, perché tu puoi essere un fuoriclasse, però poi ti manca quel di più per essere il campione. La paura di vincere c'è, come c'è la paura di perdere, come c'è anche, cosa grave, la contai, ripeto a questo punto questa citazione, anche, ed è molto più pericoloso che succede in una squadra, l'apatia. Cioè quando tu la vittoria o la sconfitta non fa nessuna differenza. E in quel film che si chiama Moneyball, invece sul baseball, in questo canale noi non snobbiamo nessuno sport, sappiatelo, e i miei riferimenti sono tutti di sport, dove Brad Pitt, che è tratto, è ispirato a una storia vera, parzialmente, no? Sui Boston Sox, i calzini di Boston, come si chiama, la squadra di baseball, dove entra nello spogliatoio, prende una sedia, la sbatte a terra e si mette a urlare, ha detto: sapete che cos'è questo? Questo è il rumore della sconfitta e io odio perdere più di quanto ami vincere, perché si rende conto che i suoi giocatori proprio non hanno spina dorsale. Ma la cosa grave, ecco, Insigne che sbotta dopo Sassuolo-Napoli 3-3 e fu crocifisso, è un ottimo segno, perché è un giocatore che non ci sta a pareggiare o per quella partita l'è buttata, no? Quindi nello sport c'è la paura di perdere e poi la carriera di un giocatore fa capire se quello poi è un giocatore che invece nel momento decisivo è chirurgico, c'è la voglia di vincere. L'importante è che la tua voglia di vincere superi la paura di perdere, ma non è, ecco, questo Valerio, questa domanda e questa frase puoi metterlo scritto su pietra, non è un luogo comune, è il sale dello sport, ma c'è così. C'è una frase di una canzone di Claudio Baglioni, Separazione d'amore, che secondo me racconta tutto di una separazione, di come a volte le storie finiscono. Dice: a volte le storie finiscono quando si ha più paura di perdersi che di trovarsi.
E succede anche in amore. C'è in un film bellissimo come si chiama Welcome, con uno straordinario Vincent Lindon, che è un film sull'integrazione. C'è questo ragazzo che vuole attraversare la Manica a nuoto per raggiungere la sua amata, cioè anche religioni diverse, non vi dico il film, cioè, e lui è un insegnante di nuoto, e questo, a un certo punto, anche se questo ragazzo non ha niente, e si pagava di volta in volta, poverino, le lezioni di nuoto, perché lo prende un po' sotto la sua ala protettiva. Abbiamo capito che è separato, e a un certo punto dice una frase amarissima alla sua ex moglie: io non sono riuscito a attraversare il marciapiede, questo ragazzo sta attraversando per salvare il matrimonio, lui sta attraversando la Manica d'inverno freddo per raggiungere la sua amata. Nella vita c'è la paura di perdere, la paura di vincere, figurati se non c'è nello sport. Il Napoli ha una storia, non la potenza economica a livelli del PSG. Il PSG non ha storia, ma viceversa. Ora, con il portafoglio del PSG al Napoli, dove andrebbero i top a giocare? Al PSG o al Napoli? Allora, fra pochi giorni ormai festeggiamo. Fammi essere, oggi prenderai molti dislike e mi dispiace col cuore, veramente, con tutto l'impegno che tu ci metti, la professionalità, l'attenzione che ci metti, non li meriti. Ma io non è che faccio il ruffiano da una parte, poi fanno algoritmo. Fa un po', è un anno che è venuto a mancare Diego Armando Maradona. Ci vieni con me al museo, Valerio, dello stadio che dovremmo chiamare dietro a un grande... Quante statue sono state messe, quante effigie sono state messe. Questa famosa storia dovremmo anche cominciarla a pretenderla, tra virgolette, di che venisse minimamente, perché è soccavo no, è quello no, ma non c'è manco un poster gigante negli spogliatoi di Maradona, è passato un anno. Abbiamo una grande storia dietro le spalle, anche molto affascinante, molto romantica, con aneddoti gustosi su qualunque aspetto della vita calcistica della società sportiva Calcio Napoli, è vero, però sembra che non interessi a nessuno. Invece la storia conta e produce tante cose, anche fascino. Oggi questi giocatori non è che vanno a giocare là, ma poi alla fine vanno a giocare tutti al Real Madrid, perché il Paris Saint-Germain è un po' figlio è un Napoli nobile, nel senso nobile tra virgolette. Se non comincia a vincere trofei internazionali, il fascino di andare a giocare a una squadra che ne ha vinte 13 e comunque ne vincerà altre nella sua storia nonostante i debiti, chiamiamolo fascino, perché vediamo come la morte nera che attrae il Millennium Falcon, perché il raggio traente, fatevi usare questa metafora di Guerre Stellari, il raggio traente del Real Madrid è come la morte nera. Poi tu hai stazioni orbitali più piccole, no? Il Manchester, il Bayern Monaco, che è la società più sana del panorama europeo, cioè non ha debiti, c'è uno stadio bellissimo, c'è un centro giovanile meraviglioso, c'è scugnezzeria, c'è un sistema etico meraviglioso, cioè dovrebbe essere la punta di diamante, però poi se ti chiama il Real, quindi il Paris Saint-Germain li attrai perché comunque vivi a Parigi, ti danno un sacco di soldi. Bravo, non sottovalutiamo anche la città, sicuramente. Parigi è bellissima come città, porca miseria. La sera puoi fare 500 cose diverse, da ubriacarti come capitale ai calciatori, andare a spettacoli all'opera, prime di teatro, mostre di quadri, vai a Quartiere Latino e trovi a cenare Polaschi, piuttosto che con Wes Anderson che vive a Parigi. Quindi il potere non solo economico è enorme, però anche loro devono incominciare a vincere. Avessero vinto negli ultimi anni 2 Champions, incominciavano a cambiare l'ordine delle forze di potere, no? Anche se 13 del Real Madrid sono tante, poi c'è il Milan con 7, ma sono proprio tante, il Liverpool 6, cioè, Guardando Spalletti in conferenza sembra molto sereno nonostante la sconfitta. Come mai secondo voi? Rispetto alle altre conferenze già era molto meno ironico. Io poi aspetto di vederlo con i miei occhi per fare l'analisi domani, ovviamente di post partita e di analisi tattica.
A fine partita ovviamente non c'era serenità, si è preso il giallo, a quanto pare secondo giallo, quindi insomma si è fatto sentire sul campo. Il museo, allora, questo spunto di Alchemike mi ricorda, io ho visto un video, però non ricordo, sono impreciso in questo, mi pare sia al CIS di Nola, però non sono sicuro. C'è un privato, c'è un ragazzo che ha istituito una stanza praticamente bella ampia, con una serie di magliette storiche, Napoli di Maradona, e Napoli è più sul Napoli che su Maradona, però ci sono moltissime maglie anche dell'epoca, ed è un privato, cioè a me probabilmente se torno a Napoli ci voglio andare, ma non l'ha organizzato il Napoli, quindi il museo di Maradona lo stanno facendo i tifosi per fatti loro, riportando anche all'altare che c'è sui quartieri spagnoli. Non so se fuori allo stadio è stato mantenuto, perché le ultime fotografie erano un pochino in degrado. Allora si chiama una cosa, c'è anche il figlio della tata di Maradona che c'è il suo museo personale, sono tutte iniziative private lodevolissime, con momenti apprezzabilissimi, eccetera. Mi alzo in piedi e uno applaude. Sapete che il secondo museo più visitato in Spagna era quello del Camp Nou, e la Spagna di musei d'arte di serie A ne ha, cioè sapete quanto fattura il museo del Barcellona? Non ve lo dico, andatevelo a cercare voi come fa Valerio, andate nei commenti, cioè quanto può fatturare, a parte che non è alla Società Sportiva Calcionato, il museo di un privato, ma pure che fatturasse, dicono una sciocchezza, 50.000 presenze che in Italia molti musei non raggiungono, per dire, musei anche importanti, diciamo pure 75.000 presenze. Ma se tu vuoi fare il salto di qualità, tu devi avere il primo anno 1 milione di presenze, il secondo anno 2 milioni di presenze. Cioè deve essere una cosa che, a prescindere dalla partita, al suo staff, la sua propria vita, anche dei convegni, quindi mi sembra l'ennesima dimostrazione di un comportamento provinciale. Cioè, è passato un anno, non so quanto è stato nel mondo hanno inaugurato di Maradona, anche in nazioni che noi non immaginavamo. E nello stadio di Maradona, che abbiamo intitolato a Maradona, non siamo, anzi c'è un'iniziativa della procura contro infiltrazioni camorristiche sul comitato tecnico scientifico della statua di Maradona. Pensa che figura che abbiamo fatto, perché vanno dette queste cose, Valerio. C'è addirittura un'indagine per vedere se questo comitato, anche lì chi ha scelto queste persone, sono autonomità, non abbia subito valutazione. Pensa un po'. No, vanno fatti salti di qualità. Tra l'altro nel salutare che è bellissimo. Secondo me, Guido, io penso che ce l'hai pure tu, cioè c'hai dei rumori come me che arrivano, quindi a volte non sono i miei, non sono solo i miei, arrivano anche. Qui abbiamo 30 ancora gradi, tengo tutto aperto. Vabbè, io pure se chiudono potrei tenere l'aria condizionata, ma sono ecologico, quindi capace che senti anche schiamazzi. Chiedo scusa, oggi non ho chiuso. Il suono del block del quartiere. Domanda per Guido: lo sponsor di EA7 potrebbe portare dei vantaggi per il Napoli in campionato o in Europa League? La maglia del Napoli in Europa League è bellissima, piace, bella, c'è una bellissima tonalità di azzurro elegante con questi inserti dorati. A me l'inserto dorato piace sempre, però il rosso no. No, vabbè, quello non lo ammetto, perché poi diventano 3 colori. Qualche settimana fa mi sembra che ho esordito scherzando sul rosso. Sì, quella era stata bellissima. Adesso la voglio rossa. Quindi è bella, quindi da un punto di vista delle potenzialità cromatiche, le eleganze enormi, però io ho difficoltà a trovarle in giro. Quindi non c'è. Io che ti rispondo sì, però
amico Bellino, bella domanda. La maglia è il prodotto finale di un percorso industriale, no? Cioè il design, la scelta dei materiali, il confezionamento, la distribuzione, l'imballaggio, eccetera, ma anche la promozione. E tutte queste cose fanno parte poi di quello che dovrebbe essere una branca del reparto marketing, secondo me, del Napoli. Che evidentemente io a fine anno, voglio dire, il Napoli ha venduto 50 milioni di magliette. Dici, porca miseria, adesso vedi quanto... Aspettiamo a fine anno e vediamo quanti milioni di mancano. Cioè, a livello, diciamo, astratto, che ti devo dire, amico Bellino, sì. Tra l'altro hai, anche se non fa solo il Napoli, no? Hai non un genio, hai un titano della moda, uno dei pochi che non ha venduto. Noi abbiamo tantissimi marchi di moda che purtroppo hanno solo il marchio italiano, sono stati venduti all'estero, anche Valentino non è più italiano, no? Armani, anche se ormai tutti i prodotti vengono confezionati in parti del mondo, cioè, però Armani è rimasto italiano, milanese, cioè, è un genio, fa parte della Hall of Fame della musica, ha regalato anche tante emozioni al cinema con stiamo parlando di un genio Eccellente. della moda. Chiaramente è Emporio Armani, quindi non è alta moda. Quindi benissimo che tu hai associato un genio della moda alla maglia del Napoli, non possiamo che essere contenti. E a parte il colore, diceva Valerio, ci sono delle maglie come quella europea che sono molto belle, ma devono essere presenti in maniera capillare sul mercato. Cioè, paradossalmente, non me la devo andare a cercare io, me la devi venire a sbattere in faccia tu. Non devo avere tutta questa difficoltà, perché poi il tifoso come Valerio, come io, eccetera, parlo molto, se le va veramente a cercare, ci perde 2 ore su internet, se non riesce, se il sito si blocca, come dire là. Però ci sono anche tifosi più soft, oppure anche il tifoso in vacanza che sta in montagna, oppure sta a mare o sta dove cacchio vuole. Sapete, quando uno sta in vacanza spende sempre un po' di più, è un po' meno attento, si toglie gli sfizi. La moglie si è comprato il pareo e tu dici, mo mi compro, ma così mi ricordo che l'ho comprata a Rivisondoli la maglia, perché a Rivisondoli negozi dove c'è la racchetta del tennis, oltre a quella del Milan, del Juventus, dell'Inter, c'è anche quella del Napoli e tu la devi poter trovare a Rivisondoli. Rumori. No, ma non ti preoccupare, fanno parte. Tra l'altro, prima di leggere questa considerazione di Alessandro, stavo ascoltando sulla radio pre-partita del Napoli e sentivo questa pubblicità della maglia, la maglia più attesa del calcio. E certo, dicevi, è veramente stata la più attesa, perché abbiamo dovuto aspettare l'inizio del campionato. Io devo ancora aspettare, perché se voglio comprarla o la devo prendere dal sito ufficiale, va bene, non so quanto poi con le spese di spedizione. Amazon.com ancora no, Amazon.it sì, e quindi è strano per i tifosi all'estero dover andare su Amazon.it, però non c'è la maglia europea. Cioè, tra quelle che si vendono non c'è la versione europea, e quindi comunque io aspetto ancora, perché se voglio prenderne una, visto che il prezzo è più alto e ci sta, voglio prendere quella europea, quella con le cose dorate, e quindi dobbiamo ancora aspettare. Ciao Valerio, capisco che bisogna crescere, però potremmo fare dei discorsi un po' più positivi. Nelle sconfitte quasi sempre si può imparare e migliorare. La sconfitta fa parte del gioco. È certo che fa parte del gioco, caro Alessandro. Il Napoli o vince o impara. Com'era quella? Non era il Napoli. C'è un detto, la storia è maestra di vita ma ha pessimi scolari. Ah, bella, questo non la sapevo. Credo che sia di Gramsci. Studi del liceo. Ho scolari in realtà la citazione ha scolari disattenti. Ecco, allora Alessandro, speriamo che i nostri scolari, in astratto hai ragione, imparino la lezione, perché altrimenti la storia è maestra di vita, ma i calciatori sono un po' disattenti. Però le sconfitte in Europa, abbiamo detto, forse tu si sei collegato adesso, hanno un peso specifico
per le ragioni, rischierei invece poi di essere ripetitivo con gli amici, le amiche Bellini e gli amici Bellini che stavano dall'inizio, hanno un peso specifico maggiore. Ci dà penso un 50. un aggiornamento, Francesco. Nella stagione 2017-2018 il Museo del Barca all'interno del Campo Nou ha generato 58 milioni di euro. Io penso che insomma nemmeno la metà, ma un quarto, un quinto, un decimo di questo ti puoi rinnovare Insigne senza dover fare troppi pranzi. Perché questa poi è stata un po' la notizia del giorno. Anche se fosse il 10%, 5,8%, no? Io non pretendo all'inizio, sono cose che tu non hai e che tante cose sono collegate, no? Quello più quello più quello. Totò diceva è la somma che fa il totale. Certo. Saluto Mario Rossetta. Guido, io veramente potrei andare avanti perché ce l'ho, però me ne vado a fare una pizza con un amico e ti voglio ringraziare per il tuo intervento e per la tua precisione che non manca mai. No, grazie a voi, senza nessuna polemica. È una giusta, non vogliamo dire preoccupazione, sono giusti campanelli di allarme. Chiaramente nel corso delle prossime partite, se rimarrà, se Napoli fa subito una vittoria, un'altra vittoria, poi 2 vittorie in Europa League, diciamo, insomma, comunque peserà perché per recuperare la classifica e vedremo che abbiamo imparato. Però attenzione, abbiamo Firenze, una pausa, poi si torna, pensate con chi si torna, col Torino proprio di Juric e poi la Roma. E in mezzo c'è un'altra partita di Europa League che non puoi con la prima in classifica, che viene con 6 punti, può venire anche a pareggiare in casa e tu a quel punto quel pareggio non puoi fare. Quindi vedete che non è disfattismo, pessimismo, ti sei complicato la vita. Vediamo con 5 ammoniti, che la diffida in campo internazionale non sono 5 ammonizioni, vediamo quanto daranno, speriamo solo una giornata a Mario Rui. Ci sono campanelli d'allarme che vanno tenuti sotto osservazione, perché io te lo dico, col Torino, premesso che ogni partita avete visto non è né facile né scontato vincerla con nessuno, però io col Torino, siccome non è simpaticissimo come personaggio, le dichiarazioni, ci sono dei personaggi, professionalmente rispettiamo tutti in questo canale, però ci sono degli allenatori, anche il Gasp eccetera, che non sono il Pep Guardiola che anche un po' ci gioca e quindi io col Torino non voglio lasciare manco un punto. È una cosa che ci arrivo in buona salute, è una cosa se ci arrivo con degli scricchiolini. E quindi oggi è un campanello allarme, domani speriamo che abbiamo chiuso questo campanello allarme. Buona pizza, che sia Grazie. buona anche al tuo amico e ne parliamo domenica. Assolutamente sì. Bacchettiamo i cafardi. Ma sì, perché dobbiamo mantenere sempre la buona educazione, perché poi ricordatevi, andatevi a vedere il film con Brad Pitt, Moneyball. Questo è il suono della sconfitta. È stata bellissima la domanda, Guido, esiste la paura di vincere? Cavolo se non esiste. Andatevi a sentire le grandi interviste, uno che non aveva paura di vincere, che buttava il sangue nel campo. Jimmy Connors, stato un grande campione, le sfide immortali con McEnroe quando lui aveva preso lo scettro da Bjorn Borg. Ci sono campioni che invece non hanno mai fatto quello step in tutti gli sport, gli eterni secondi, no? Quindi perché poi siamo fatti non solo, come diceva Humphrey Bogart, di carne e ossa. No, visto che viene sempre citato, e poi veramente ti saluto, siamo fatti come la stessa materia che fatti i sogni, viene citata erroneamente in quella trasmissione la battuta, che è una frase di una tragedia di Shakespeare, che però è famosa perché è la penultima frase del primo noir della storia del cinema, che è Il mistero del falco. Non solo siamo fatti, viene spesso accostato a Napoli, quindi di qualcosa di effimero, perché in realtà la citazione è che Humphrey Bogart dice
Di che cosa gli chiedono? Di che cosa era fatto il falcone maltese? E lui rispose, siccome era tutto un bluff e quello che avevano trovato era di pietra, non era in oro, gli era fatto della stessa materia di cui sono fatti i sogni, ovvero di quanto di più inutile e effimero. Ma siamo fatti, invece io lancio questa cosa, di emozioni, e chi sa trasformare le emozioni in qualcosa di vincente è un campione. Chi si fa sopraffare delle emozioni perde. Ma perché siamo fatti non solo di acqua, ma soprattutto di emozioni. Ciao. Guido Gentile. Amici bellini, vi vengo a salutare, buona serata a tutti. Noi non ci perdiamo d'animo, abbiamo di cui parlare, abbiamo molti argomenti da mettere sul piatto domani nell'analisi del post partita e dell'analisi vera e propria della partita, quindi la Vagnetta, anche se sarà complicata affrontarla tatticamente vista l'inferiorità numerica, però anche lì si possono fare delle considerazioni proprio di campo e mi piacerà poi parlarne con voi. Ringrazio Falco, ringrazio tutti i moderatori, tutti, poi ne dobbiamo parlare di questa cosa qua. Quando la maglia è bella vende a prescindere dalla fede calcistica a fine 90, nonostante era bella quella dell'Ajax, ma penso che me la ricordo. Birra e salsicce e notte alta e sono sveglio. Buonasera ad entrambi, grazie per la compagnia. Ciao Angela, un bacione, buona pizza, un bacione, sempre al di là del risultato, solo per gli amici Perini, non vedo l'ora della Lavagnetta. Grazie a tutti amici miei, mi raccomando, forza Napoli sempre. È un incidente di percorso su cui si può ragionare. Io quando faccio il finale, perché devo mettere sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.